Ok. Ok, a posto. Ok, dai che ci siamo. Allora, una bella bombetta all'inizio. Vediamo di partire bene. Spero facciano vedere qualcosa su Pony Island 2 a sto punto. Ok, così. Ok, 3, 2, 1, Half-Life 3. Opening Act. Salve. Welcome to the 2025 Game Awards Opening Act. I'm Sydney Goodman, Allora. here to start us off on gaming's biggest night, streaming all around the world. We are coming to you live from the Peacock Theater in Los Angeles to celebrate the year in games, with special performances including from the Game Awards Orchestra and Evanescence, surprise guests, and world premieres like Resident Evil Requiem, Vai, butto Resident Evil Blade dentro. Zero, Lego Batman Legacy of the Dark Knight, and many more. Buono, buono. Plus, over 20 brand new games you Un haven't heard scrocchiarello about yet. forse. It will make you believe the universe is conspiring for you. And you know what? I don't think I can wait any longer. Let's just get started right now. Caccia i titoli, vai, mostra i titoli. Tonight is a very special Game Awards because 3 of our Game of the Year nominees are from indie studios. So we're going to start things off with the announcement of a beautiful new game from the Burlington, Vermont-based Frame Interactive Studios. This is The Free Shepherd. Ok, pastore con pecore. Ok. Hunter. È un Dead Stranding con le pecore.
E sia un doggo. Livello di ambientazione è fatto bellissimo proprio. C'è del mistero. The Free Shepherd 2027. Okay, I'll say it. The protagonist is not only powerful, but I'm proud to also confirm it is adorable. And now it's time to give out our very first Game Award. Here are the nominees for Best Family Game. Ah, Donkey ok, Kong così da Bonanza, subito, del botto, va bene. Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds. Tra Mario Kart e Sonic. And the Game Award goes to Una delle due. Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong, a posto. A posto. Family Game, visto che è un single player. Va bene, però gioco per le famiglie, dai, per i bambini. Va benissimo. The Donkey Kong Bonanza development team, thank you. With this game, the team had an objective of creating a thrilling game where players could feel the strength of Donkey Kong as he smashed through Cazzarola obstacles se ce and l'avete discovered fatta. how music Cazzarola. shaped his overall journey. As a lifetime fan of Donkey Kong, I think they delivered on that and so much more. We're grateful to the fans and to the Game Awards for this honor. Looks like smashing things is kind of fun. Thank you very much. Congratulations. And now we have two more. Congratulations. And now we have two more world premieres ready to go. Up first is another independent game that hails from a solo developer in Sweden who's a hardcore Souls fan. He's built a brutal melee combat experience backdrop. Spooky. This is Decrepit. Ok. O chi tu sei? Cosa? Fast Blade. Mobile Cannon. Si gioca col mouse. Ah, con tutte le canzoni. Ah, ok, la demo esce domani. Ok, questo qua è un attimino da provare. The creator of Audio Surf. And starting tomorrow, you can play an Audio Mag demo available on Steam. If you want to check out that demo, other Game Awards demos, and wishlist games showcased tonight, we made it easy for you. Check out the Game Awards page on Steam.
We'd like to take a moment to remind everyone that tonight's Game Awards broadcast is available on YouTube with dedicated ASL and descriptive audio feeds. And in that spirit, it's now time for our next award, Innovation in Accessibility. This year's nominees have all demonstrated their commitment to making games that are as playable as possible by as many players as possible. And they are. Ok, c'era WoW e Assassin's no, Creed era l'altra Shadows, categoria. Atomfall, Doom: The Dark Ages, EA Sports FC 26, and South of Midnight. And the Game Award goes to Doom: The Dark Ages. Ok. Thank you so much. This is such an honor. You know, Hugo set the vision for this with the idea of creating Doom for All Slayers, a Doom for All Slayers, and we couldn't be more proud of the team for executing on that. It takes such commitment. Thank you also to Xbox for their commitment to accessibility and the support of the game, and as well as our partners at ZeniMax. User research, QA, our dev team, our accessibility consultants. We couldn't have done it without you. Thank you so much. Congratulations, Doom: The Dark Ages. Still to come, more brand new game announcements, awards, and at the top of the hour, maybe Jeff will finally reveal what that statue in the desert is all about. I'm thinking it's probably not related Vabbè, to forse Miss già si è Piggy, saputo. who will also be here later. Forse già We'll si è be un right attimino back. saputo, risaputo e sgamato. Però facciamo finta di niente. The best time for you to play Guild Wars 2 is now. Immerse yourself in a realm of magic, mystery, and boundless adventure. Heed the clarion call as you join a community of millions. Se non l'ho mai provato, Dive questo qua. deep and explore a wealth Dopo of World of lore. Warcraft non c'è stato più il tempo per titoli che richiedessero tanto Celebrate the tempo, release purtroppo. of Guild Wars 2's newest expansion, Visions of Eternity. E se mi fatto bene proprio. Download and play now. Ma che tu sei? Chi mi sono? Da chi? Metal Piccione Gear? Ok. Opere d'assalto? Come cazzo di è? La modalità zombie. Escape from Duckcom. Quindi già c'era sto gioco. Aspetta, forse già ne avevo sentito Game parlare. Awards opening act. We are counting down to the big show, so I signed an NDA, but I'm going to risk it all just for you. So here's a hint about what's coming up. There will be lots of new game announcements, including Lara Croft's return in the next Tomb Raider, Andiamo belle. a Forza. deeper look at Resident Evil Requiem, the Fate vedere announcement Leon. of the release date for Phantom Blade Zero, and the Game Awards Orchestra, conducted by Lorne Balfe, will pay tribute to our 6 Game of the Year nominees. Ok. And rest easy, I'm able to confirm Flute Guy will be back. Ok. But for now, it's time for our 3 esports awards. The first up is Best Esports Game, presented by Game. And the nominees are Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends,
Mobile Legends Bang Bang, and Valorant. And the Game Award goes to Counter-Strike 2. Oh, ottimo. The nominees for Best Esports Athlete are Brock, Non Chovy, conosco. Votato a Forsaken, caso. Kakaru, Mena RD, and Zywoo. And the Game Award goes to Chovy. The nominees for Best Esports Team are Gen G, NRG, Team Falcons, Team Liquid PH, and Team Vitality. And the Game Award goes to Team Vitality. Congratulations to all our winners. Okay, I want to take a minute to remind everyone that we are streaming live around the world on more than 30 platforms, including for the first time Amazon on Prime Prime. Video. While you're watching, you can head on over to TikTok to share your favorite moments using #TheGameAwards. We can't wait to see your videos. And now I have yet another world premiere and new Vai, look for butta all dentro. you real ones. Here's some important news about Capcom's Pragmata. Oh, così. Piccola demo. You've been to the sea before? On Earth? Of course I have. Got a house with a view and everything. You just gonna stay here when this is all done? What do you want? Ok. Man, need this again. I can't do anything. Hello, Questo unregistered. mamma Capcom lo sta facendo Presence here is a violation of con affetto e compassione. Ok. ...24 aprile 2026... ...anche su Switch 2... ...ma ce la fa Switch... Ma io stavo scherzando con la demo... ...però se la fate a sto punto domani si prova... ...a postissimo... ...voglio vederlo sulla Switch 2... See, we're giving you lots of goodies tonight, and trust me, there's more to come. And now I Guarda have che ti prendo a another parole. award. Ti These prendo nominees sulla are parola. games that never leave you because they're on your phone. Here are the nominees for Best Mobile Game. Persona 5 The Destiny Phantom X, Rising. Persona 5 The Phantom X, Persona 5, Persona The 5 Phantom The X. Phantom X, Sonic Persona 5 Rumble. The Phantom X. Umama Sume, Ma tanto lo Pretty vince Derby. Destiny. And Wuthering Waves. And the Game Award goes to Umama Sume, Pretty Derby. Non so manco chi sei, mi devo un attimo informare. Non so. Magari sei pure simpatico e carino. To receive this amazing award. This was only possible with the support Allora. of our fans. I deeply appreciate all the Uma Musume trainers out there. To the people who are not familiar with science, we are dedicated to being the best entertainment. Che quello è un pezzo di merda e mi ha mandato il messaggio Persona non ha vinto. Aspetta un attimo. So stay tuned. Aspetta un attimo, aspettate un attimo. Congratulations. All right, I think I have to take a quick break and play Umama Sume. It's not my ADHD, it's professional development and Va my bene, non ha ADHD. vinto, però sta andando avanti, There's questo so è much more to come, l'importante. Io sono in including live two comunque, brand new se game vuoi puoi pure announcements from unirti two brand new alla game situazione studios right in after qualche this. modo, My dear children, I write this letter to you as testimony of my undying love. Deorcus, my beloved,
You will honor our goddess more than I ever could. Ok, se Ricard, sei my tu. cherished, find your father's steel and face the challenges ahead. What happened? She knew No, Morocco se was coming for her. era la cosa di Never Divinity. forget, the bonds that tie the six of you will be your strength. Però c'è un bello aspettino. You should have saved her. She deserves the peace of death. What an interesting family you must have. Is that fear I sense? Good. Stay in the light. Sei pure tattichello, hai capito? Never give into darkness. Your loving mother, Mahin. Sono asta 2. Carri armati contro mostroni? Metal Gear sei tu? We've never quite seen eye to eye. Believe it or not, Whitaker, we want the same thing. It's all out there in the zone. You never know what you might find. Tancraft. Ok, sei un ciuccia carri armati. Assembli mezzi. Oh, ok, aspetta un attimino. Visto che Twisted Metal o similari non escono con questo almeno. Scusi, quando esce? Spring 2026. Grazie mille. Welcome back. We are oh so close to the top of the hour. Everybody, go tell your friends to tune in and get ready for a night of 10 minuti. awards, world premieres, musical performances, and lots of surprise guests we haven't told you about, because then they wouldn't be surprises. But now it's time to honor another game studio with an award. And it's one of my favorite categories, Best Independent Game. This year, there have been so many incredible independent titles from studios around the world, and our global jury of media selected these 6 as the best. Absolum. Lo facciamo iniziare già adesso? Blueprints. Clair Obscur Expedition 33. Hades 2. Vabbè, già si è capito come va stasera. And the Game Award goes to Clair Obscur Expedition 33. Ecco qua, abbiamo iniziato. A posto. Abbiamo iniziato. Ed è come giusto che sia. Thank you. I remember Sunfall beginnings in early 21. Just 4 of us painting the walls of the small office we had just rented. We wanted to make a small game then, but with big ambition and creative independence. It was challenging every day. For most of our team, present here tonight, Expedition 33 is the first game we've ever shipped. We couldn't be prouder of what this team has achieved, and we dedicate this award to all the indie teams around the world, to those who put creativity first, to those who push forward with limited resources, also to those who never make it to the release, and also to those who bring extraordinary games to life every year. You make our art form richer, and you continue to inspire generations of creators and players. Esatto. Thank you. Ottimo discorso. Congratulations! Speaking of independent teams, this next game is a special one from a brand new Se i piccoli con pochi studio. soldi fanno It tanto, comes perché from gli Jay studi Frenetic, grandi a con new tanti studio soldi from fanno the ciofeche? lead designer of Questo è il Red Dead mistero. Redemption and the creative director of Mario plus Rabbids. We're excited to share this global announcement with you for this action-adventure game that blends exploration with mind-bending free-form puzzles. Okay.
I love the new game. Okay, sunshine, check. Back, check. Time for a new platforming adventure. What? My village was gone. All I wanted was to go back home. Badgerborn. Tried exploring. Did some jumping around. You know, the classics. Personaggio di un platform che si ritrova in un horror. Che cazzo c'entra? Però. Ci correvi. And that's when I found it. And everything changed. Literally. Ehi. Oh yeah! Make your own platform game, Tu c'hai il potere dei videogiochi. We're talking. I had a new grasp on things. I learned tricks that blew my mind. Oh, aspetta un attimo. I really transformed myself. Oh. Made a bunch of new friends. Last Badger. Picked up new wheels. Figured out how to Ma think big and small. I had it all. ok, tu sei da provare. And then the code broke down. What? Are they? And that's when I found you. Ma tu devi essere giocato immediatamente, anche 7-8 volte di fila. Okay, so I always expected it to be the AI chatbots that achieve sentience first, but I'm down for an animated Badger Singularity. And yes, that is actor Evan Peters playing the role of Bradley the Badger. I have one more world premiere for you. It comes from an incredible brand new studio in Osaka, Japan. This is a wholly original new world coming in 2026. And we're excited to share the announcement and the first look at gameplay with you. Ok. Allora. Ma Romero is dead, no? Amore zombie? Ok. Stupid never dies. Anche questa cosa è vero. Ah, ok, ok. Sono pure delle animazioni, però se vedo bene. Questo è per Gianmarco. Se lo gioco pure io con piacere, ma per Gianmarco da zombie mangia. E poi c'è anche il gameplay con lei. Adesso due personaggi forse switchabili. Ok, questo molto simpatico. Okay, if that doesn't get you hyped for the main show, then maybe you're the problem.
That was Stupid Never Dies from GP Track 50, a studio made up of action game lovers who have worked on titles such as Devil May Cry, Dragon's qualcosa lo Dogma, faceva and Resident riflettere. Evil, creating action games for action game fans. Okay, we're minutes away from the main event. We have one more award for you. A category that celebrates other media that took video game IP and made movie and TV magic. Here are the nominees Amazon for Prime. Best Adaptation. A Minecraft movie. Devil May Cry. Questo è Minecraft Movie. The Last of Us Season 2. Insomma, stagione 2, no. And the Game Award No. goes to Dici The Minecraft. Last of Us Season 2. Mamma mia, ci vuole proprio il coraggio, Madonna mia, no. Non I want to thank all the credo. original devs that worked on The Last of Us Part 2, Non all my homies back credo. at Naughty Dog, our No. outsourced partners, our fans, our video game fans. This opportunity wouldn't exist without you. Thanks to all the support we got from PlayStation Productions, Sony Pictures, HBO. Do we need to thank Netflix or Paramount or whoever our streaming overlord is now? Ha fatto la But most battutina. of all, I really want to give a big shout out to Battutina. our crew, our incredible cast led by Pedro, Bella, Isabella, Gabe. They really threw themselves at this and did their best to bring our world to life in live action, and we're super proud of what they've done. Thank you to the Game Awards. Thank you very much. Congratulations, The Last of Us. Okay, my guys, we have reached the end of the opening act, which means it's time for a new beginning. The Game Awards main event is imminent, with big awards, even more world premieres, and amazing performances, surprise guests that even I don't know about, because if you guys remember, I violated my NDA earlier, and they decided I couldn't be trusted. But you know you can trust me to be absolutely losing my mind when we get to Lara Croft's long-awaited return, the announcement of the next Tomb Raider, which is just minutes away. And that's just one of the announcements we've told you about. There are a lot of other ones that are so secret, all I get to see completely serious. Anyway, thank you for going on this journey with me, and congratulations again to all the winners so far. Trust me, the fun is just beginning, so buckle up. The 2025 Game Awards starts now. Mo inizia. Mo inizia sta cosa. Ah, hai visto le cosine che hanno... Ho acceso la live disponibile tempo di fragmata su Steam. Vabbè. Quello del procione nel mondo dei videogiochi. Molto carino. No, quello sembra molto carino. Venite qua. Ho visto che Expedition già ha vinto il primo. Sì, ma pure l'ovazione sotto c'è stata. Sì, Expedition deve... Salve. Signorina, si è emozionata? L'ho preso io. Aspetta. Ok, aspetta. Hanno aggiunto anche la velocità per 4. No, solo premi. Quando lo giocherai e arriverai che parte questo pezzo, Sono problemi.
Sono Stavo problemi. lavoro. Gli mi metto solo paura che gli fanno vincere tutto tranne il Game of the Year. Diciamo che già ha vinto The Last of Us come migliore adatta e già non mi trovo neanche, quindi mo due sono le cose, o le persone su internet che si sono lamentate hanno mentito, perché poi online no, neppure io, però ho visto che si sono lamentate parecchie persone, quindi visto che hanno votato le persone online, se era così come ha fatto con Minecraft, e non si è mai capito quanto peso danno a poter pubblico e quanto alla giuria. perché mo la verità qual è? Se per quello che ho sentito, per quello che si è... Può essere che tutti quanti hanno votato altro, però la giuria è stata ricevuta la Stavazzi, hanno ricevuto la Stavazzi. Quello è il problema. Giustamente. Mi sembra giusto. Nah. Ehi. Ecco. Ah, proprio... Ma è un... Vabbè, un recappone dei vari giochi. Ok. Perché, no, Ok, faccio vabbè. per l'incrocio Death Stranding Expedition. C'era da godere. Un DLC. Sì, pure Silent Hill, tutti insieme, all together. C'ha pizzo durante il shooter. Abbiamo finito Dispatch prima, non sarebbe sfigurato tra i giochi dell'anno. Non sarebbe sfigurato affatto. Infatti, là per me Best Indie era vincito quello, che pare che cazzo, Blueprint o... Abbiamo detto dura un'oretta e il finale, che era l'ultimo episodio, è durato quasi 2 ore. 8. Eccolo là, ecco qua. Oh. Stagione 2? Ma aspettavo, o perché abbiamo skippato alla fine un paio di cose, però non ci sono state scene post credit, sì. Bravo, Resident Evil. Vai vedere Resident Evil. No, ma già l'hanno detto, c'è Resident Evil. L'aggiornamento nuovo Monster Hunter, che era su trailer 2 giorni fa, non l'hanno fatto uscire. Sì, è il trailer di Resident Evil per mostrare che c'è Leon e forse qualcuno. Vabbè, Già... vabbè, fa schifo. No, ma non fate spoiler su Dead Stranding, per piacere. Dai. Io l'ho iniziato, lo riprenderò. Dead Stranding. Now, here's your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Salve. Kojima, ecco qua, lo stavo Ma nominando. hai visto la foto che è uscita qualche giorno fa? Di cosa? Insieme a cena, così, un localino del Giappone, Masahiro Sakurai, Suda 51, Shinji Mikami, chi l'ha fatto, come si chiama? È un altro di questo calibro. Ce n'è tra pochi. Così a cena ti viene a fare due chiacchiere. 3/4 del fatturato gaming dei vari anni. For showing up for this show, and first of all, thank you to Elise Duport-Percier, Lorian Testard, and the music of Claire Obscure, Expedition 33. Kicked off the show. Sono tutti a tema. Stanno giussando che vincono. That is the most nominated game in the history of the Game Awards, and many members of the team from Sandfall Interactive are here with us Avete pure un po' esagerato. No, là si fa, se lo possono permettere. Fai It's great to have you here. Sì. You know, every year Io this con show chi reminds dice che us potevano why evitare di video games pubblicarlo come matter. best They are più worlds indie, we sono share, d'accordo. stories we live, Che lo communities studio è we nuovo, build, come and tutti i generi ha experiences faticato that per challenge, decenni in inspire, Ubisoft, quindi... and connect us like nothing else, especially when life Mo- gets hard. I don't usually open up about personal things on stage, but 2025 Okay. tested me in ways I didn't expect. In January, my home burned down to nothing but ashes here in the Los Angeles fires. And just a few months ago, I lost my dad, who quietly sat in this audience every single year, proud, supportive, always cheering us on. My mom's here tonight, and we've left an empty seat beside her in his honor. Miss you, Dad. Giusto.
But in the middle of all that loss and rebuilding, this show and all of you became a source of strength for me. I think about this night, this moment, and this community, and it gave me something to look forward to. It reminded me how important it is to celebrate games. Games have this incredible ability to hold us when we're hurting, to lift us up when we feel small. Quando sono fatti bene, però specifica sempre. Specifica questa cosa che è importante. I know I'm not alone in knowing that. All of you watching tonight, you've felt that power too. And that's why we're all connected in this moment. We're here to celebrate the artists, technicians, and storytellers who E mo la caccia Half-Life 3. Questo è il momento. Se lo cacci stasera siamo tutti felici. Secondo me succederà. Fai vedere una spranga 2028, va bene, è un 3, basta pure solo così. Ci rompe internet immediatamente. That's right. And we are going to have some fun, of course, too, with a whole slate of brand new game Ok, quale star hollywoodiana verrà quest'anno? About the limitless future ahead. So let's get going. To present our first award, a father and son, two remarkable actors. He is one of the finest performers working today, from Isaac in The Last of Us to Chase in Dispatch, and his son brings young Chase to life in Dispatch as well. Please welcome to the Game Awards, Jeffrey and Elijah Wright. Quelli di Dispatch, se ho capito bene. Se ho capito bene, di Dispatch. Il figlio fa il protagonista di Dispatch. Il padre non ci capito l'ha fatto, lui ha interpretato il protagonista di Dispatch. Chi c'è della seconda stagione? Così stasera a tema. Ma così. No, penso che se lui lo sa e lo dice o sparano live. Cioè sta questo telefono il mio sta guadagnando il titolo, ne stanno tutti parlando. Beh, tra un annetto e qualcosa il secondo. Quello stagione 2 no, ma giocatelo perché è fatto bene. Hanno ottenuto best ending. Prima stavamo sudando. Non ce ne nasceva mai nessuna manera. He's joined me in voicing Chase and Trackstar in Dispatch. Quindi lui fa ecco, ok. Nel gioco i due personaggi, padre e figlio, cosa del genere. E lui ho capito che personaggio fa, ma non te lo dico per non ti fai spoiler. Ma ho capito lui che personaggio fa. Bello così. I can't believe I'm standing on this stage today. As an artist, I'm thrilled. I grew up with video games, and getting to work in the world of gaming has been a dream of mine. I mean, I guess it's nice that you're here too, Dad. Thank you, Elijah. I got you. The next award honors games that are high octane, high action, and combat heavy. Here are the nominees for the best action game. Dora l'esploratrice. Action game. Ok, vabbè, ci può stare. Io questo ancora non l'ho potuto fare, mannaggia la miseria. Io sto solo aspettando di prendere. No, io quando ho fatto il primo poi mi ci sono proprio azzeccato, quindi aspetta solo di questo lo devo provare. Questo lo devo provare. Questo lo devo provare. And the winner is Hades 2. Ci sta. Qualcosa della vincita, Ah, poi naturalmente tu hai sentito che è stato premiato il titolo Best Mobile e che persona non ha vinto? Sì, ma non ho capito che gioco ha vinto. È un gioco, non ho capito, manco io mi stavo informando, però era solo per informarti che dopo 2 secondi dall'annuncio mi è arrivato un messaggio da Francesco. Quel gioco di merda non ha vinto. Supergiant Games. We've been joined by so many people who helped make Hades 2 and the original Hades what it is on behalf of the entire group of us who worked on the game. Ma una domanda avrei da fare a lei. Ma Pragmata Switch 2? Non hai visto poi? Continuo. No, esce anche su Switch 2. Esce anche per un secondo? Prima della demo? Esce anche su Switch 2. Versione
probabilmente, però... la Switch 2 ce la fa. Switch 2 ce la fa. Congratulations, Amir, Greg, and the whole Supergiant team. That's amazing. All right, now we move into one of my favorite Dopo quando ci si mette a livello tecnico fa belle ottimizzazioni, magari se mi si caga per come sia, dettagli abbassati, speculation online about what may or may not appear on that screen tonight. And as always, my only advice is enjoy the journey. Maybe you'll witness the birth of a brand new universe. È riuscito a far girare Monster Hunter Rise a 30 fps su Switch 1 non è facile. Se però lo fai 30 in handled e sulla docked, oh, ehi, una cosa che abbiamo l'onore, il gioco 9 Naughty Dog, Interstellar. No, come si chiama? Intergalactic? Cazzo si chiama? Intergalactic, come si chiama? Sei Mass Effect. Chi sei? No, secondo me stasera sai cosa vedo? Lo spero. Gioco 9 Levine. Judas. Quello che io cazzo quello di spero di vedere stasera. Tu però devi essere qualcosa di grosso. Star Wars. Oddio. Aspetto da Jedi, cioè. Knights of the Old Republic. No. Aspetta un attimo. Il robot. Quello sulla destra. È Star Wars. Per me è Star Wars. No, ma è Lei c'ha troppo il lei è la vestito da principessa Jedi. Leia. Lei c'ha troppo il vestito La principessa da Jedi. Leia. La principessa Leia. Che non si è vista ancora in faccia. Sì, Mi dà è quella Star Wars, impressione è Star qua. Wars, sì. La linea red è uno degli alieni Star Wars. Tu sei resta sempre il mio primo amore, anche se il mio approfondimento è di Tu sapevi. Jedi Star Wars. Fate, Ma tu che stai? Ma che stai dicendo? Ma che stai con? Chi lo fa? Arcanaut Studios. Non conosco. Nuovo? Boom! Star Wars Fate of the Old Republic is a brand new single-player action role-playing game set in the Old Republic era, of course, and directed by Casey Hudson, who's joining us here tonight. Casey was, of course, the director on Star Wars Knights of the Old Republic and the Mass Effect series. And we're Star Wars are back together, and Star Wars are back together again. Un remake è sparito da 4 anni, ma vabbè. Il remake oramai è disponibile anche sul telefono. Uno nuovo, e chi cazzo se lo aspettava? Miss Piggy, oh no. Cioè, mi è simpatica Miss Piggy. Kermit, non c'è questa. Piggy, it is so great to have you here at the Game Awards. Thank you for accepting our invitation. I appreciate it. No, I would never turn down Ci siamo scordati del remake, anche questo è vero, però. Not after Bora Bora. Which by the Che hai fatto a Bora Bora? certainly not a bore. A Bora. Piggy, come on. This is a public event. Oh, someone's being shy. Miss Piggy, I certainly opened my mom is right there. I mean, more importantly, let's move on to what you're going to do something later. You got a really special moment later in the show. You're going to be doing something, right? Yes, that's right. Especially poor Vu. And Vu, Jeffy Poo. Okay, well, I can't wait, Miss Piggy. We'll see you later. I am so excited. Yes, gotta run. Want to make sure this performance is just perfect. Kissy, kissy, everybody. Miss Piggy, everybody. We'll see her a little bit later. And you guys are going to love it. All right. We have so much Game Awards ahead. Ma che era The sciuccio per i surprises do Muppet? keep coming, I Tu promise ricordo you. trailer? More awards and later. Si era fatto Evanescence proprio rocks the stage. 1-1 con i Muppet, non era grafica. C'è motore di gioco, cioè era motore di gioco, ma era proprio. Perché c'è le di Dimitrescu? Perché c'è Mega Man? Gli sconti di Capcom. Sconti di Capcom. Silence, both of you. Out there, Le di Dimitrescu. Dammelo tu. to escape the monster's claws. No, Giuseppe, questa è pubblicità. Questa è pubblicità con gli sconti. The martial arts master.
I do love a good fight. But do you like Lo streamer, sì. Vedo pure qualche video ogni tanto. Non mi ricordo il nome. Fa spesso titoli Capcom e quant'altro. Saranno streamer, This is ok. survival training, not survival tucking. And lucky for all you helpless half-wits, we've cut the price on some top-notch materials. So study up, fools. È vero che sono concorrenti. Appena finito l'ospedale oggi in Silent Hill 2 Remake a livello difficile. Dad, it's free. Free red sex? You think anyone here said sex? He said sex. You said free. Redacted sector. Really? Is that the name? It is. We gotta jump. Am I supposed to have a big gun? No, you're gonna find big guns down there, and we might even get a tank, noob. Ok. Tank? We're not getting a tank if we don't jump. Oh, we need to jump. Yes. Go, go, go. Yeah, red sex. It's red sex. Ok, va bene. Vabbè. Signorina con ragno in testa. Poi sembra un head grab di Half-Life. No, è quello ho pensato con quel coso in testa. Però poi... No, questo non c'è in Half-Life. Ah! Ah, salve. Sai di free to play. Però se il livello dei free to play sta aumentando. Sì, sì. Zombies are real. I need new pants. Famous last words in a zombie apocalypse. World War Z altra espansione? O altro gioco di zombie nuovo? Zombie is redundant. I prefer Homo Mortis. Per un po' di cenere addosso. Questo è simpatico. Questi sono i giochini da me e Dottor Mercury. Questi sono i giochini nostri. Mettiamola così. Toxic Command, che poi questo si era già visto. All right, now it's time to put an end to gaming's most controversial mystery. Quando esce Half-Life 3? No, la lapide, la Divinity. L'Hobbit. The Seattle. Esce la divinità, dici Divinity. E andiamo avanti. Allora non è Resident Evil. Almeno non si ne esce Oh no, se lo sono rubato. spin-off di Resident Evil nel Medioevo. Oh no, è Divinity, le divinità che ti prendono da là. È tanta roba, si è Cazzo, ha organizzato l'annuncio così, bellissimo. Infatti ci sta, che cazzo. Bellissimo. Half-Life 4. Dillo. Lo dici, siamo tutti contenti. Fai vedere il logo e stiamo a posto. Questo Divinity 3 tipo dovrebbe essere, se non mi sbaglio. Io non avrò il tempo di giocarci, però lui esce, io poi mi troverò il tempo di farlo. Tu le fai Expedition. Lo so. Kill le Rowdy. Lo so. Ok, però pre-renderizzato, però a base è buona. Però è, cioè, dillo. Lo dici? Che poi che cos'è il mistero? Dopo un paio di giorni sono usciti prima, o è qualcosa di nuovo e completamente... Ma guarda, se l'Arian si è messo, no, facciamo una nuova IP
preferisco pure rispetto a Divinity nuovo. Però se il gioco nuovo di base di Larian va benissimo così. Io ricordi sparsi che ci giocai, ma non riesco a ricordarli tutti. Però riparto un attimino così con l'Arian dietro. Crudezza visiva. Cioè. Aspetta mamma, stanno uccidendo un attimo il nonno là sopra, aspetta un attimo. Stanno gente che scopa qua fanno però sì. Sì, bambina, brava. Divertente. Brava bambina, sì. Però oddio, le cose non vi... esattamente. Forse no. hanno fatto bene. Forse hanno fatto bene. No. Stacca tutto, si fa tutto in questo gioco. Si mangia, si brucia, si sporcifa, si prende fuoco. Madonna. Mi sa che dovete scappare. Dovete scappare. Sì. Hanno risvegliato proprio il Dai. Avete proprio risvegliato il già male supremo. Va benissimo. Dai il nome. Che tu sia nuovo, tu sia qualcosa di vecchio, già ti ci vuole bene. Quindi come allegro. Guarda che aria di festa. Ah, sì. Adesso vedete se hanno indovinato. E invece è Divinity 1 parte Larian. E io questo qua lo faccio pappogliare proprio. Divinity è di Larian. Sì, però è proprio anche loro, se riparte dal dico col ciclo nuovo di come si stanno facendo adesso sto genere di giochi, mettiamola così. Quindi minchia. Sì, pure la serie classica allora. Quindi è il remake del primo. Il remake del primo è una nuova saga appunto di partenza. Va bene. Sì, voglio solo sapere il sistema di gioco D&D o roba best performance here at the Game Awards, Maggie Robertson and Neil Newbon. Vabbè, salve. Però questo uscì pure l'anno scorso. E lei è Lady Dimitrescu. E lui? Già l'ho visto, ma non ricordo il nome. Neil, che è un doppiatore famoso nel mondo dei videogiochi. Aspetta, questa cosa ci sono. Sì, ma abbiamo le tecnologie. Anche questo è bello. Come si faceva? Well, actually, Mags, I personally think it's the highly disciplined craft of being dramatically truthful on purpose. Convincing strangers you're someone else and then winning awards for lying. Listen, I actually based my entire career on this. We really need to have a chat. Neil, it's called comedy. Lock in. Okay, so we're here today to recognize the amazing performers who convinced us through their lies and deceit, really, that they were warriors on a quest Mi ha for detto che Ryan Gosling no, ci sono dei problemi. Pseudo-French revolutionaries holding baguettes for some reason. And teenage girls forced to survive extraordinary psychological and physical terror. The point is, acting is serious business, and we are serious actors here to talk about acting seriously, really. Let's do the thing. Okay. Here are the nominees for Best Actor. Best Performance. Ok, bel siparetto, è stato simpatico. Si porta anche questo? Se no ci pensa lui? Lo prenderà lei? Secondo me sì. O lo prenderà lei?
ma è l'Expedition. Allora, per quel poco che ho provato di Indiana Jones, Troy Baker che mi fa l'Harrison Ford Indy è stato molto piacente. Non mi ricordo se Troy Baker mi ha... No, è Maello, forse. Questi qua fanno vincere tutto cosa Expedition e poi fanno vincere a Kojima. Ma è giusto, tu dici tu, alla fine? E io non guarderò mai più le premiazioni. Qua lo dico e qua lo nego. Ci fanno vincere tutto cosa, ma non è no, Giuseppe, questo qua deve vincere tutte. Esatto, perciò quello è proprio da qualunque lato la guardi. Se fanno vincere tutto e non il Game of the Year non lo guarderò più, mi guarderò solo gli altri. Tu lo sai io perché il piccolo che ho fatto quando pure ho presentato qualche spettacolino altro con le serate tu lo sai, cerchi sempre di far vincere tutti, così sono tutti contenti. Mo però se quest'anno non c'è lui è come successe quando no. Sekiro al God of War che vinse tutto Sekiro e poi vinse il Game of the Year God of War, succede la stessa cosa. Sembra così. Però però lei ha togliere personaggi per tutto quello che ha portato Expedition deve vincere. Per me mai quando quest'anno sembra veramente di vincere in alcune categorie ci sono alcune se potevano sparagnare Best Indie e Best Debut Indie, però no, allora la musica no, sai qual è? Per il discorso di prima Best Indie sì è un indie però è fatto talmente bene che è giusto che sta pure nel Best Indie. Sì. Best Debut Indie c'ha ragione per il quieto vivere sì. Però di base se vogliamo fare votazioni veramente oneste e lui deve vincere tutto non ci non ci stanno proprio cazzo facevano la serata The Game Awards e premiamo Expedition 33 tutta la serata pure non si erano rubato niente perché se lo merita. Incredible, congratulations Jennifer. From Bad Robot Games, please welcome J.J. Abrams and the creator of Left 4 Dead, Mike Booth. La strana cosa, che cosa state annunciando? Che cosa ci fate tutte e due? Fermi, vedo persone, civiltà dietro, che sta succedendo? Che cazzo vi siete immaginati? At Bad Robot to get to work with some incredible artists to tell stories on stage, TV, and film. And it's been an absolute thrill and honor to have spent the last few years working with the brilliant Mike Booth on an original universe that brings our passion for great storytelling to the PlayStation and PC. Oh, vai, buttali. At our Bad Robot Game studio, working with our friends at PlayStation, we've been creating a new kind il of dottor Mercury che mo si prende la PlayStation, si sta coltivando un bell'orticello per il prossimo periodo, hai capito? Lui è il creatore di Lost. Lo so. Ah, ok. Tu sai il mio rapporto, mio Carmine e Lost. Ma che gli dico a Carmine domani, il creatore di Lost ha fatto un gioco per la PlayStation. And now I am excited to share a glimpse into che what we're working on. Dead, In fact, we're also inviting all of Se you c'è il to sign multiplayer, up for una early playtesting puntina. and check it out for yourselves. But first, welcome to 4Loop. Sembra questo 4 I need you to brace yourselves. Earth was invaded. Lost in less than a minute. All of this was our fault. Ma non ci fai uno shooter fatto bene. Bene. Come piacciono a me il dottor Mercury. Now, I know what you're thinking. This bloke's gone insane. This plan sounds impossible, and we're probably going to die. But that's Vabbè, va bene. You're definitely going to die. It's all part of my new plan. Every time you fail, I will use our machine to bring you back. Reprinting. If you can relentlessly experiment. Test strategies. Learn from your failures. You will become the world-saving team humanity needs you to be.
Ah, super puzzle, non è solo piglia ammazza qualunque cosa. Questo devo farlo vedere al Gianmarco e al dottor Merck. Ok, ok. Questo ragazzi. Deve stare, perché non mi è sembrato solo spara qualunque cosa. No. This new small independent Minchia, studio buono. is charting its own course, focused on crafting uniquely styled, artful games that are pushing the evolution of companion characters. Enjoy. E questo non può essere Half-Life 3. Su questo andiamo tranquilli. Però c'è una bella grafichina. Cosa c'è? C'è qualcosa di... Sì. Chi sei? Salve. Sei Wally? Ok. Tu sai, c'è un'anziana e un cosino strano. Già però l'ambientazione... Sì, ma non era il prossimo. Sì. Ma non mi sembra tanto umana comunque, visti i piedi, se posso dire. Non ci avevo fatto caso. The Last Guardian come concetto. Le animazioni sono stupende. No, bello da vedere. No, questo lo voglio provare, questo qua. È un The Last Guardian like comunque. Sì. Ci sta perché c'è... Ehi. Come non chicken food. Questo è molto, che cazzo, secondo me, molto interessante questo. Ok, questo è simpatichello. Se riesci a fare The Last Guardian ma con l'intelligenza artificiale come con le intelligenze artificiali che ci stanno Perché c'è un occhio? senza i buggoni che c'aveva The No, Last Guardian, penso può di uscire tanta roba. Ehi? Ah no, ok. Hazard. Sembrava un laboratorio di quelli, quindi ho detto ehi, però anche questo è interessante. Aspetta. Questo è un horror pesante. Benissimo. What is existence, really? Surely a question without an answer. Your father thought he knew, and it inspired him to grant wishes. Who's there? Nightmare. Ah, tu sei un'avventura bella come piace a me. You want to understand, to know. Sì, c'è come piace a me. Vabbè. C'è un po' di tutto. Horror, un po' di fantascienza. Cose in testa, quindi. Cose pazze che ti attaccano. Contos, io ti seguirò con piacere. C'è proprio quello che piace a me. Cioè proprio... Grazie. Dai, mo. Allora, mo. Sono le 2:36. È l'ora. Sappiamo che c'è. No, che 3:33. Mo a fare Leon. Guarda, io l'ho provato la scorsa estate. È fatto bene, però ce ne sono troppe oramai. No, questi qua ti danno molto da giocare a gratis. Mi sono scaricato.
che ancora devo avviare o proprio Winsmith. Ho sentito pure che lo volevo provare. L'ho scaricato per vedere quanto riesce a spingere il cellulare. No, qua dovrebbe andare bene. Io ma vorrei vedere di fare un po' di spazio e provarlo qua. Però voglio provare. Quello ne ho fatto vedere una a Gianmarco l'altro giorno di giochino così orientale che deve uscire free to play. Ma non mi ricordo il titolo. Però Giuseppe, è sempre fatto dai creatori, se non mi sbaglio, questi qua, però con un'ambientazione paranormale, poliziesca e quant'altro. Io quando vedo questi giochi, cioè non riesco a pensare perché, cioè come sarebbe ora il mondo? No, devo farti, tutti questi studi di devo farti cinesi vedere sto video di sto gioco che ti ho detto adesso. Mo non mi viene in mente il titolo. Grazie. Vabbè. Ehi, non è, questo non vale come trailer di riso del Resident Evil Requiem, non vale. Non spacciate che poi è questo. Questo mi fa vedere. Questo mi fa vedere che cazzo è, voglio capire. E questo qua penso che le intenzioni mie e sue sono day one se è fatto in un certo modo. Sì, voglio capire il fatto del multiplayer, però sì, voglio capire subito. E poi Persona 3, Persona 3 a 30 fps. Vabbè, facciamo finta di niente. Vabbè, c'è un errore di Mamaru. Mamaru, a proposito. Ma non è che tu... Io questa sera spero in due cose e in altre due che però penso siano impossibili. Spero di vedere Persona Cello 6, però secondo me no. E vorrei capire che cazzo sta combinando Blue Point. Blue Point una cosa deve fare. Giochi suoi, voglio capire se sta facendo quello anche. Giochi suoi, idee sue, che è anche bravo a fare i titoli. Guarda, vorrei che avevano detto che stavano facendo anche una nuova IP originale loro. Però penso che se dico una cosa adesso siamo tutti d'accordo. Bloodborne remake? Sì. No, due semplici cose. Blue Point. Bloodborne. Uguale. Soldi. Sì, tutti quelli coinvolti. Soldi. Esclusiva PS5 e tutti coloro che non l'hanno comprata ancora la compreranno. Ma li hanno messo a lavorare al remake di Bloodborne per PlayStation 6 e poi là uno dice che cazzo è tutto sta potrebbe essere. Eppure saremo contenti. Però l'importante è che Sony Bloodborne non se ne dimentichi un attimino. Poi Sony non venire a piangere, non ci abbiamo i soldi. Fai i giochi che vendono, forse fai i soldi. Questo è pure sul Game Pass. Questo lo volevo provare, che è anche sul pass. Ma secondo me questa pubblicità del Game Pass ha giocato tutto in live, è molto bello da vedere, la cosa, c'è la stop motion bellissima, la trama bello, tutto il voodoo, però gameplay vabbè. Quando arrivi verso metà del gioco è una non ce l'ha fatta. Va bene. Sono nel periodo dei giochi belli col gameplay un po' legnoso o con problemi nei combat system, quindi vi butto pure questo nel mezzo. Mission 33 su tutte e due le cose. Lo so. Thank you so much to all the nominees. I would like to share this award with all of you, and of course to our incredible team back home, and every single players who's been part of this journey with us. And from the start, we listened to stories passed down
porch to porch, kitchen to kitchen, to build a world that would feel as warm and as rich as the South. A world that would be filled with compassion, kindness, and courage. So we're incredibly excited to launch this spring South of Midnight on PlayStation 5 and Switch 2. Thank you so much. Have a great night. Merci. Le esclusive, oramai si possono fare le lotte solo sulle esclusive temporali. Perché conviene a tutti che tutti i giochi escono ovunque. Quindi di più. No, in Nintendo se lo fa Nintendo sta facendo ancora un errore. Non ha fatto ancora un platform Mario e Sonic. No. Sarebbe molto bello. Ehi, dov'è? Vai. Vai. Tutto tuo. Vai. Vabbè. La tua faccia Fermi la sorpresa tutti. che Fermi mi hanno tutti. scavato ieri. Che nessuno muova un dito. Facciamo finta di niente, Sony, non... capita. Dai. Tanto sta cosa era uscita un mese... La stanza con la maschera. Ehi, tu chi sei? Di sono Albert Wesker, ti voglio bene. Devi dire due parole. Fatta la tintura per farsi depistare. Zombie. Zombie che parlano. But after much effort, here we finally are. Who are you? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Dai. Fai l'uscita, vai. Quando viene febbraio? Quando viene? I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. Through you, Elpis can finally be set free. Che cazzo avete combinato durante Outbreak? Someone with ties to Umbrella. Oh. Victor Gideon. Grace! Grace! Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Welcome. Dr. Gideon has been Welcome. expecting you. Welcome, cazzo. Dai, sei tu. Dai. Ma come sei bello. Anche tu giocabile. Hey, over here. Tanto lui arriva e spara. È confermato. Faccio. Sì. Me? No. Sì, giocabile. Serve un po' di cartigini, quindi devo un attimo pulire, Giuseppe. Madonna. Ma perché? Ma perché quando c'è Leon c'hanno sempre le motoseghe in mano? Così. Tante cose, Giuseppe, tante cose. Io sto a posto così. Io per stasera già. Leon Kennedy, one of gaming's most iconic characters, is back for Resident Evil Requiem.
The story in Requiem will intertwine the fate of 2 playable characters. Sì, Grace's da 6, storyline 7, takes players 8 through a non sei unique visto survival Leon. horror experience, while Giuseppe, Leon questo delivers rischia, per explosive quel, action ti dico to the game. il mio punto di It's gonna vista, be exciting. It's coming out in lo February. stesso All right. impatto che ha This year avuto has been an Resident incredible Evil one 2 for all'uscita. independent games, as we've been talking about all night. Bold original Mi sta titles dando quel mood là created che quando uscì outside il the primo traditional Resident publisher system. Evil, So we che è felt it was famoso, important to spotlight però poi il these visionary successo, projects diciamo, tonight, right un certo alongside the impatto franchise. l'ha avuto il This secondo. next Questo game is a gioco good qua mi sta example. It dando comes quelle from a stesse legendary sensazioni name là, in the fatto independent proprio scene. Someone I bene. first met back in 2007, and it's a project that has been 10 years C'è la villa, in the il making. pazzo dottore c'è Leon, si spara, ci sono gli zombie, ci sono le cose di Resident Evil, punto. Bello semplice. North, a world of heroes. Can you charm that goblin? It's too far. I'll swap him out. East, the Mirror Isles. Will the mirrors repair my soul? Will I pass the test? West, endless caverns, beams of light. Nobody else could get this old mind suit. 4 tipologie diverse di puzzle. Skipping stones to lonely homes. I'm close to the treasure. Just a few Sono minutes. 4 potenziamenti. Fuse and grow. We will it so. Who are you? And what are these? Beams. They're very useful. Watch this. Can you push a stone back across the water? Wow, un puzzle game da fare con gli amici così, guarda che è simpatica l'idea, When the portal appeared and I stepped into this oval, è esplorabile così. Oh! not just mashing together terrains, it weaves the very laws of nature into a composite whole. The result surprises me constantly. But who has done all this? And what do they want with me? Order of the Sinking Star. Ok. 10 anni, mamma mia. Beh, sì, tutto... No, io non riuscirò mai a finirlo, però io sto titolo 10 anni, cioè una prova ve la devo fare, ragazzi. Madonna All mia. right, next up, we're traveling 40,000 years into the future for a brand new look at Exodus, the upcoming sci-fi action RPG from Wizards of the Coast and Archetype Entertainment. For decades, Wizards has built worlds where players define their own legacies. Exodus carries that tradition into the stars. It's time to step forward. Io con tutto il rispetto per questo titolo sto ancora avendo flash del video di prima e mi sto collegando tutte le varie cose che ho visto, lo dovrò rivedere solo 200 volte. Celestials are the enemy of humanity. Anzio bello. Threat to our very survival. Anzi fatto bene. I can't do this anymore. Salvaging scraps just to get by. Avventura single player con bella storia, fatto bene, con elementi RPG e quant'altro. Una sorta di Mass Effect nuovo, un pochino più action. You are the only one who can wield celestial tech and find a cure. Well, that's fucking terrifying. E se mi prendi il Mass Effect RPG fatto bene e me lo fai un pochettino in chiave più action, bilanciando tutte e due le cose, ma ti dico la verità, And the right crew. You could save all of us. lo stile ce l'ha. Ma guarda, Felt like I was finally doing what I was made for. Sì, lo so proprio Mass Effect. Cioè, però più action. We are the defenders of Leiden's future. And we will. Che abbia elementi RPG oppure no, però io questo lo vorrei provare. Fight for survival has consequences. How far are you willing to venture? Mo possiamo dire che stanno apparendo titoli next gen, c'è più quell'impatto wow. Mo finalmente ci siamo. Damn, kid. No pressure there.
No, ma... Exodus. Perché capì? Effettivamente molto simpatico. Questa rete può essere pure la bella dose di soldi pesante per fare qualcosa di enorme. Ma capì? Voglio capire se c'è elementi in un certo modo oppure no. Salve. Annuncio Half-Life 3. It's great No. to be here celebrating gaming's biggest night with everyone. I've been working with the team at Invoke Studios, a new Wizards of the Coast studio, where I play the main character that's unlike anything I've done before. Tonight, we're giving you a first tease of what we've been working on. Let's take a look. Sta cacciando il soldo. Bravo. Yeah, deve investire, se no non fai altri soldi. Mi sa di D&D. No, forse. Never no, non penso. Non mi viene in mente il titolo corretto, però il simbolo che ha fatto sull'occhio mi ha ricordato qualcosa. Yolder quello, sì, all'universo di D&D. Warlock. Un gioco d'azione. Ah, faccio due cazzo. Se fatto bene, io grande fan di Warlock. Faccio due cazzo. Va benissimo. Questo può essere interessante. Bella action a tema di... E poi un paio di sorprese. No? Un paio di sorprese, perché già sappiamo le cose che devono scendere, ci piacciono le sorprese. Se non ci fossero i leak saremmo tutti più contenti. Tu fino a mo' bella seratina. Cioè non fossi stato più contento se ieri non si fosse saputa cosa Leon. Tu sai, io che seguo certi rumori in un certo modo, sta cosa si sapeva già a tempi in me. Quindi, però visto che già la notizia è quello che si è cercato di far capire nel gioco, che questo dovrebbe chiudere molte cose di tutti i vecchi Resident Evil e che ci dovrebbe essere un po' di tutti, Leon è sempre uscito di base. In un gioco dove dovrebbero uscire vari personaggi, lui non esce, già lo davo per scontato. Quindi ci sono parti mini action e più horror con Grace e parti più action e horror con Leon. Ok. No? È una pubblicità. Sì. Ah, questo è l'omino che appare quando spegniamo le console. Lui prende e pulisce i giochi. Lui pulisce i giochi. Mi piace tirare le frecce esplosive sui barili esplosivi, poi lui viene e aggiusta tutto, va? Ma tu pensi che si resetta e torna tutto normale? C'è l'omino dentro che fa le cose. Ecco, Grounded come fa? Io non c'entrerei esattamente. No. Io non ci interessi. No, e vabbè, modalità zombie.
tu hai visto l'avatore Ma ho Gianmarco sentito Fabio, il boss della Ma campagna lascia- di questo Call of Duty. lascia fare. Dopo te lo faccio vedere perché dice, cioè, se tu lo vedessi non riusciresti mai a dire è Call of Duty. No, ma Impossibile. guarda, lascia stare. Impossibile. Quindi questo è quello che succede dietro i nostri giochi, vero? Si ridoppia la situazione. Ah, quindi quando gioco col Game Pass ci sono gli omini. Ok. It's him. It's Gabriel. We need cars. Occhio dritto. Questo Francesco si sta crogiolando. Questo mo Francesco sta facendo voto. Io qua ho visto 3 macchine già. Va bene. Io quello che ha fatto vedere nel pre-show del tanchino modellabile, quello là sembra simpatico. Io là sì, sembra. No, questa è proprio roba per Francesco. Held by a Mr. A. Consider this your personal invitation. Burn alive, you piece of shit. Vabbè. Allora, sinceramente, nei giochi d'auto qualcuno ogni tanto mi ci metto, lo gioco con piacere. L'hanno fatta alla dispatch. Giocherei più qualcosa del genere per lo stile e quant'altro che un gioco di corsa normale. Però troppo ragazzi questi giochi guida. Secondo me deve essere un fatto alla dispaccio o un trama. They're one of the most distinct voices in our industry, and whenever they show up, you know you're about to see something unlike anything else. Vabbè, prego, facci pure. Dite. Silent Hill 1 remake? Oddio, la nebbia. Stavo scherzando, Tanto Blooper Team e Konami hanno detto già lo stiamo facendo, quindi... Questo è Control 2, fermi tutti. Questo è Control 2. Questo è Control 2, aspetta un attimo. Ecco qua, fermi tutti. Fermi tutti, Christian. Christian, stiamo tornando. Questo è Alan Wake per caso. No. Qui c'era l'altro del progetto. Something is coming. È un'entità peggiore di quella del primo, perché quella del primo faceva solo quell'effetto rosso, questa è bella incazzata ancora di più. Non sarà un gioco per tutti, che qualcuno con tutte queste lucine ci resta, addirittura nel gameplay. An intrusive pattern. Of staggering power. Oh no, davvero è Control in città. Oh no. Bella... Oh no. Oh sì. Everything we tried to keep inside. Lì si è uscito fuori. Cosa? No. Questo è il bureau. You must have had good reasons.
Dylan cresciuto e gli sono cresciuti i capelli e la barba dopo tutto questo. Jess, ma che cazzo stai facendo? Che cazzo sei inventato, mo sembra lì? No, aspetta. Ma che cazzo stai dicendo? Ma giochi come... Chi ci spiega ma Gianmarco tu sta roba? Sì! Sì! Del genere però, è proprio H/slash Aspetta, Giuseppe, è come Alan Wake 2, due stili di gameplay diversi. Ci sarà le parti con Jesse più classiche, ma evolute, e poi lui come personaggio. Una data per piacere. C'è pure lei. E io sono con te, io per stasera, io non... Giuseppe, io proprio... Madonna. Sembra lei comunque tu sia, io ti mando un bacio grosso proprio d'affetto col cuore. Madonna mia, 2027. Still to come tonight, we'll have a performance from Evanescence, plus awards including Best Score and Music, Best Narrative, Best Game Direction, and Game uno non of vuole the Year. lamentarsi, Plus we'll vuole introduce you to pretendere, this vuole year's avere di più. TGA Però io Game non posso Changer dire la mia recipient. dopo And questa of course, bellissima there are serata. more new game Ultima announcements ahead bomba di as well serata, from dice studios di big Half-Life and 3, io small. posso dire per me va bene We'll così. look at Phantom Blade Zero and Lara Croft's return in Tomb Io se Raider. succede quello... Right now, we've got a brand new original game to share with you. This global No, dico per announcement come comes sta all the andando la way from serata. Tokyo, Japan, and a legendary game developer. He's working on an ambitious new project. We're honored he chose TGA as the place to share the first details and in-engine footage with the world. Il nuovo gioco dei puffi. Judgment 3. Oh, non scherzare. Non scherziamo su queste cose. Cazzi grafico per te, però. Cioè, pare proprio un film, veramente. Che già c'è l'omicidio. Una Loshi Studio. Io ripago dopo, guadagnato no. No, è uno studio nuovo. Aspetta. Cioè, mettiamola così. No, ho letto dopo ma lo capirai. Ehi, non so loro, ma siamo là. Ok. Effettivamente non ci avevo pensato. Giochi alla Like a Dragon, alla Yakuza, fatti da studi giapponesi in un certo modo. Nagoshi Studio. Nagoshi è il cognome del tizio che ha creato Yakuza. Ok, e va benissimo perché sono avventure bellissime. Prima Shet Infinite Wealth se n'è andato dallo studio lui. E questo è il suo studio nuovo. Ok. Quindi è una nuova saga alla Yakuza. Va bene, sembra molto figa. Tu più butti dentro, va benissimo. Più c'è. Puoi vedere gameplay. Scrivete un pochino. Addirittura no. Già che sia in engine o comunque questo. Tanta roba. Cioè guarda che grafica. Sembra proprio bello vivo l'ambiente. Gang of Dragon. Da dire a Gianmarco No, aspetta, non dire niente, non avvisare niente.
io li devo mandare domani mattina delle bombe in base a quanto è andata bene, domani sera vede i trailer. Ehi. We're taking it back to the 90s when the ultimate rivalries were settled in the arcade. Right now, we have a special sneak peek of Street Fighter. Let's take a look. Oh, finalmente! Questo lo volevo vedere. Dai. Dai. Sì, dai, l'hanno fatto finalmente, dai, vabbè. Io negli anni 90 questo volevo. Questo, così lo vedi così? Così. Questo è Street Fighter. Street Fighter. Ce l'hanno fatto. Non ci posso credere, Giuseppe, ce l'hanno fatto. Pure ti vengo a vedere al cinema, l'ho detto e lo faccio. Non credevo. Non credevo. Perché è realistico ma è esagerato, girandolo realmente. Bellissimo. Perfect. David Desmulchin as M. Bison. Cody Rhodes as Guile. Pure col capellone, cioè hanno messo tutto. Io dalle foto del cast il trailer volevo vedere, va benissimo. Mo, hai fatto questo, vediamo come esce e come va. La storia già ce l'hai, ti fai una serie di film fatti bene, che guadagni un sacco di soldini e dai cose alle persone che piacciono. Jason Momoa Jason Momoa sta facendo tutti i film sui videogiochi, tutti. E fa bene. Se sono persone appassionate che fanno bene il proprio lavoro, a questo punto annuncio di un personaggio di Street Fighter. Oh, cioè proprio. We just wrapped a few weeks ago, and fortunately for me, I had the distinct pleasure of kicking half of these guys in the face. Legally, on camera. Ok, battuta femminista sulla l'abbiamo fatta, possiamo andare avanti. Ok, Hollywood è salva. Tutto a posto. Si faceva battute. True story, words matter. Fucking believe it. Tell him, Ryu. It's Ryu! It's Ryu! Not Ryu, Ryu! Ryu. Okay, we're also here tonight to present the award for Best Ongoing Game. The games in this category are the ones that never quit delivering all year long. They keep us looking forward to what's next. Cody, I told you, the dedication, the passion, the resilience. We need more presenters. This ain't enough, you know what I'm saying? David, guys, it's so important that we appreciate you all here for being great patrons of Street Fighter, okay? If you played the game, make some noise in your life. Come on! Ma c'ha il mood degli anni 90 gettato, l'ha preso tutto, come cazzo hai fatto? Poi dei trailer non ci fidiamo più, questa è una cosa risaputa, però a me mi ha convinto. Io ho visto Van Damme, è anche quello un bel film, però là è stato un attimo questo. Schultz cannot be trusted with baby, forever. He's joking. All right, okay, so these are the nominees for Best Ongoing Game. Poi un film futuro, Street Fighter X Tekken girato bene, pure non sarebbe, però poi sono soldi, capito?
Io ho votato Helldivers. Io spero al Helldivers. Anche se a me mi sta mancando giocarci. La storia più bella è sempre quella di Nome Sky. Nuovo loro pure potrebbe essere E se lo merita. Sei partito male, sei partito in un certo modo, però poi con gli anni ha fatto quello che nessuno ha fatto. Mai nessuno è Giuseppe, partito male. Ti ricordo che al day one su PC io c'ero. Lo so. Tu ti ricordi che io poi ti dissi che vabbè, però poi c'ero e per tanto tempo, la maggior parte con aggiornamenti gratuiti. Non la dimentichiamo sta cosa. Risolvevi in 2 anni, avevi messo il giochino a posto, ti fermavi da brutta figura della ripresa, invece hai continuato. And I also want to especially say a thank you from Sean, who for family reasons wasn't able to be here tonight. But I know he's Prossimo probably gioco, watching quello this là, in whatever time zone it is where medievale he mi is. sembra che era. I'm slightly Non jealous penso ci myself. saranno gli stessi And errori I'd like just avvenuti con be very sorry he isn't here. se no poi allora I'm aspetta. also slightly sorry he's not here because this is way more nerve-wracking than he makes it look when he gets up. But you know, just that our tiny, massive, impossible space game still means something to so many people. That we get to keep on making a game that we love. That is a real privilege. You know, that we are able to be here on a stage surrounded by so many incredible games. Like, that is really special. And, you know, the whole team is so grateful. It means the world to our team. So thank you so much. Io una cosa che vorrei vedere, un trailerino, qualche novità, Pony Island 2. Mi serve più effettivamente. No, ci sono state manco notizie in giro o quant'altro. A lot of handshakes. Congratulations, No Man's Sky. And how about the Street Fighter cast? That was absolutely wild. All right. There's lots more Game Awards ahead, including a very special announcement. Ecco. Vai. Questo rischia di essere il simulatore di Batman definitivo. Già è stato annunciato, se ti ricordi. Ah, sì, è vero. Sembra ci sia tutta Gotham esplorata, un sistema di potenziamenti. Arkham Knight Lego, praticamente. Abs or no abs. Anyway, great show so far, but it's about to get even better because it's time for a new look at my upcoming game, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Batman out. C'è una bella demo. Make sure he stays secured at all times. Infatti è pieno di citazioni di tutte le cose di Batman. Perciò sta scena è simile a quella di Arkham, che è proprio presa così. It must be destroyed. Sì. Tutte. Tu mettine 50. Metti tutto cosa. Ok. È quello che hanno fatto con Lego Star Wars The Skywalker Saga, fatto col mondo di Batman. Visto che quello l'ho platinato, mi sa tanto che finisce così pure per questo. È un gioco di Batman, è un gioco a tema Batman. Cioè, che dobbiamo fare? Sorry. Sì, tutti insieme. Tutti insieme. Di tutto.
A posto, mangio. Questo per me su Nintendo Switch 2 in portabilità 60 fps è la morte su. Now it is time to recognize a number of teams across the industry with the announcement of the winners in a few categories. Here are the nominees for Best Audio Design: Battlefield 6, Claire Obscure, Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach, Allora, posso di Silent Hill a me è piaciuto. Silent Hill F. Audio design, le colonne sonore di Expedition, però vabbè. Qua non capisco nemmeno perché l'abbiano nominato. Sakura Miko, and the Burnt Peanut. And the Game Award goes to Voice Critical. Congratulations. All right. Here are the nominees for Best Fighting Game: 2XKO, Capcom Fighting Collection. 2, Fatal Fury City of the Poi Wolves, vogliamo vincere Fatal Fury City of the Wolves. Va bene. Dove ricordiamo c'è Cristiano Ronaldo come personaggio. Fatal Fury City of the Wolves. Va bene. È particolare come cosa, però vabbè. Anticipated game: E che strano, no? Che è fatto male o qualcosa contro le superelle. Marvel's Wolverine, Resident Allora, caccia GTA e ce ne torniamo tutti a casa. The Game Award goes to Grand Theft Auto 6. Stick around. Però io aspetto Resident Evil, non quello che ho visto. Are still ahead, and of course later, the Game Awards Orchestra and Lauren Balfe pay tribute to our Game of the Year nominees. Va benissimo. Ready for action. Dammi pure di continuare questo, Giuseppe. Sì, cazzo. Qualche dirsi qualcosa? Così subito? Che ci sono voci di contenuti aggiuntivi. E su questo... penso sia solo la pubblicità in realtà. È proprio il momento pubblicità, allora è un altro blocco pubblicitario. Allora, la scherma di selezione del personaggio è bella grossa, quindi. Nothing beats a Bota holiday. And now you can play Rust Mobile for free. 100 strapped off to the oil rig. Take it! Don't look back! Io ho sentito Rust. Io Rust. Non è che non vedo e seguo da parecchio. Ma non. Mi ricordavo ci fosse questa roba in Rust. Anyone got a power bank? Rust Mobile first global test begins now. Join the test. Unlock the TGA limited skin. Va bene. What the real one feels like. Ma più titoli e più progetti nati da tantissimo tempo, che erano tra virgolette, mettiamoli così, i titoli fatti male che facevano divertire, ma col tempo migliorano e stanno diventando giochi di un certo modo. Ma va bene. I am thrilled to be here tonight to present the TGA Game Changer Award, an award that recognizes an individual or organization that has demonstrated positive social progress in the gaming industry. And I'm even more thrilled that tonight's honoree is one of the most impactful organizations uplifting girls today, and one that I'm honored to represent as an ambassador, Girls Make Games. Over the past 12 years, Girls Make Games has empowered over 8,000 girls aged 8 to 18 from all around the world to create and share their own video games through summer camps, workshops, and game jams. In 2022, GMG established a college scholarship to bridge the gap for young women as they entered college and careers in the games industry. True to their mission statement, the founders of this incredible organization chose 2 inspiring members of their community to accept the award on behalf of Girls Make Games. And I'd like to invite them to the stage and hear how GMG truly has been a game changer
in their lives. Please welcome Ellie Freeman and Monica Paredes. Dovrebbero fare pure in Italia e quant'altro progetti così per Hey guys. Italia, sei ricco. no, You've been going to GMG summer camps. non esiste programmare e fare This cose. past summer, you and 3 friends created a game No, that no, lo won puoi the fare, grand dei prize. Is soldi that però. right? Vabbè. Sono solo tipo Our game is 20.000 called euro Paper all'anno. Trail, and the premise is you're a kid who's stuck in the hospital with a broken arm. You draw when you're bored, and your drawings that you've made have now come to life and start attacking you. You have to go from room to room solving puzzles in order to escape. And we wanted this game to be creepy but not too scary so that everyone can play. I love it. And what is next for Paper Trail? Soon we're going to start working with professionals to fully publish our game on Steam and PlayStation. Very I'm personally super excited to see the prototype we made at camp turn into a full-fledged game. I mean, it sounds amazing. I can't wait to play it. I mean, hopefully with my daughter, because she's actually the brave, scary games girl, not me. I like to play cozy games and grow virtual turnips. Do you have turnips in your game? Okay, you can work on that. So Monica, your journey is a little bit different with GMG. You never went to the camp, but you actually were one of the first recipients of the college scholarship back in 2022, is that right? Yeah, so I grew up loving video games, love all that you do. And then my high school robotics teacher actually encouraged me to apply for the scholarship. He knew I was interested in game development. Then I got it. Now I'm attending USC, and I've been doing some game development. And now I've actually had some game development experience with our club there, Open Alpha at USC. Yeah. That's amazing. It sounds like it's really helped you, set you up for success. Is there any message that you'd like to give girls out there who might dream of making their own video games one day? Yeah, I think if you're someone out there with an interest in making a video game, explore it, give it a shot. You never know where that interest could take you. Dobbiamo fare giochi, non fare politica nei videogiochi, che sono due terreni un attimino diversi. Se parliamo sempre le due I'm cose. very excited that starting next year, my 8-year-old daughter can go to GMG and express her love of gaming. You guys are very inspirational. Thank you. And now, oh my God, she's thick. Okay, it is my honor to present the TGA Game Changer Award to Girls Make Games. Congratulations and a huge thanks to Monica Paredes and Ellie Freeman for accepting on behalf of GMG. Figlio di queste cose perché oramai non regge più. Thank you so much, Felicia, and congratulations to Girls Make Games. It's an incredible program. I've had the chance to visit their summer camps in the past, and it is truly inspiring to see the passion and the creativity that these young developers bring to the medium. Initiatives like that don't just open doors, they shape the future of our industry in a positive way. I have no doubt that some of the girls in that program today will be on this stage in the years ahead accepting awards for the games they help create. Un momento. Now, l'abbiamo fatto, adesso andiamo avanti. Ecco, grazie mille. Beh, giusto dare voce, però poi a un certo punto andiamo avanti. Dai, no? Lei? Sì, lei. Tu poi da Shadow hai capito dove ci va a parare poi? I've heard a dozen told tales that say you're unstoppable. But I say all legends must come to an end. That's where you're wrong. I'm just getting started. Gameplay? Vabbè. Allora, gli ultimi due a me, ti devo dire la verità, piaciuti molto.
mi ci sono divertito. Lara, dove cazzo sei andata a finire sta roba? Catalyst. Data di uscita l'anno prossimo? No, 2020. Va bene. Va bene. My mind traveled back to where this story began. And everything changed. Remake dei primi. It's been years. Amazon Game Studios mi preoccupa sempre. Avete fatto il remake? Proprio remake? Mi sa, Oh, mi sa di sì. Mi sa di sì. io l'ho finito sul Nokia Engage. Avrei sempre voluto rifarlo con una versione nuova e questa mi piacque. Sì. Per quanto 1-1, però. No, ma tu sai, un remake deve essere simile, che ti deve ricordare quella che poi devi cambiare un attimino pure per chi già l'ha giocato. Dipende, per me no. Per me è proprio conservazione. Vabbè, ma titoli grossi ci sono e li stanno recuperando, quindi. Però questo qua, zone un pochettino diverse, ecco, cose nuove, pure con l'arrivo dei dinosauri, là, oh. Pure, libero Max Payne. No, yeah. Ci sta. To uncover the secrets of Atlantis. Eccolo. Some legends are destined to be retold. No, sì, remake, sì, tutti e due. Ah, e quindi uno tiene in che mo collegheranno qualcosa, stanno facendo la mossa Kansas City, come ha fatto Capcom con i Resident Evil con i remake, ha riscritto piccole cosine di trama per adattarli poi con le cose future. Sono qua gli metti, perciò ti dico fare il remake uguale ma diverso. Sì, se è per fare questo. Tu prendi la storia lì, un semplice documento, una cosa e ti sei ricollegato a tutti i giochi. Hanno successo e fai il remake del secondo e sono altri soldi, fai il remake del terzo e sono altri soldi. A posto. Ok. Cazzo rosa. Allora, non è Interstellar Intergalactic, non è quello, non penso. Si è allontanato troppo da casa. Survival? Allora, avventura in prima persona, single player, story driven, azzi e mazzi, con una puntina di survival con sta ambientazione qua. A me personalmente potrebbe piacere. Livello grafico, minchia. Cattura degli animali. Culo con donna a metà tagliata con solo un braccio. E tu così a me mi convinci. Perdone. C'è anche un po' di nebbia. SCP Foundation. Ok, brutte cose. The Forest 3, ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Sorry, Robbie K. I got this. I see you, Keeley. Love what you've done with the place. Rex, I was just here to introduce a world premiere. Look, I am the world premiere. Cue the lights, cue the orchestra, cue the seething jealousy, and meet Già, con the tutta la roba con quel film della trama di The Forest 2, quindi qualcosina un pochettino. Ok, vabbè. I said roll it, Kirkman.
Roll it. You don't know my name now, but you will once this is over. Who is she? She may be some minor Earth hero. My name is Elemental. Ok. You seem pretty cool, but that won't stop me from kicking your ass. Queste pure me le devo recuperare stasera. Ok. Aprile. All right, next we're excited to share the global announcement of an upcoming game coming exclusively to Nintendo Switch 2. Duskborn. Così. No, ho detto l'annuncio di un Ok, no, esclusiva. Sto pensando un attimo una cosa. Tutto questo su Switch 2. No? Tutto questo su Switch 2. Ma che cazzo stai dicendo? Graficamente è bellissimo. Cioè, veramente una. Allora Giuseppe ti faccio capire subito. Cuphead giochi con un cartone animato. Cuphead giochi con un anime. Bellissimo graficamente. Cioè proprio un anime anni 90, si mette in fissa che Gundam. Sono io. Salve. Sì. Bellino assai. Assolutamente sì. Co-op game starring Maki and Omura with a retro anime universe aesthetic. Orbitals is coming in 2026. Now it's time to present some other. Jeff! Yes, Piggy. Jeff, Rolf isn't here yet. Rolf the dog? Yes, my accompanist, the piano player. Yeah, I thought you guys were rehearsing for later. You know, we're actually live in the middle of the show. He's not here yet. We're not rehearsed. He doesn't know the song. What am I going to do? Piggy, we have awards, we have announcements. You know what? Go with this guy. He's going to help you. Get you ready for later in the show, okay? Yeah, exactly. Right there, Piggy. Vabbè. Succede. And scene. All right, well, I'm sure that's going to work out. Ralph's probably just stuck in traffic. It's okay, Piggy. It's okay. All right, more of that later. Now we're here to honor another group of nominees and winners. First up, here are the nominees for Best Action Adventure Game. Death Stranding 2 On the Beach. Allora è qua così, ma qua forse and Split Fiction. And the Game Award goes to Hollow Knight Silk Song. È meglio così. È più giusto così. Claire Obscure Expedition 33. Qua. Expedition On the Beach. Ghost Però qua Death Stranding potrebbe. Hollow Knight Silk Song. Però vincerà Claire. Claire Obscure Expedition 33. Te l'ho detto prima, l'ho fatto il discorso. Expedition, no, qua non c'è. The Alters. Fai The Alters. Two Point Museum, io lo devo ancora continuare. Fatene ancora tanti di titoli così. Now the nominees for Best Debut Indie Game. Non ci facete vincere. Qua fate vincere Dispatch. Fate vincere Dispatch. Però di base Expedition lo deve vincere. Dobbiamo essere onesti. Se Kojima vince così è onesto. Of Wuthering Waves 3.0 coming on Christmas Day and a nominee tonight for both Player's Voice and Best Mobile Game.
Vabbè. Questo pure lo sto sentendo spesso. Perché è bellino. Hardly a violation, wouldn't you say? So, this trip's theme is back to school, huh? Welcome to Star Torch Academy. We did promise to witness it together, didn't we? I want you there to witness it. The rise of the new sun. Initiating criticality protocol. La cosa è, non pensando che riusciamo a condividere titoli più facilmente e quant'altro perché ce li dividiamo. Metto un ragazzino che non ha tanti soldi, però con i titoli free to play che stanno uscendo mo, giochi di una certa qualità, comunque ce li fa. Quelle cacate. Quello dicevo prima. Ecco. Perché volevo giocare a te. Perché? Però un po' di casino giusto su questo. E va benissimo. Che fa il giudice poi? Vabbè, è un gioco presente col Prime. Devo andare a vedere se è disponibile, lo devo provare. The Google Play Point, the most valuable jewel in the game. Earn them by playing the stuff you love. Then trade them in for the sweetest in-game items. Score the latest IRL swag. Or up your game with limited edition. Effettivamente è vero che c'ho un paio di giochini che facevo sul cellulare, ti guadagni i punti e ti prendi le ricompense, comunque ci guadagni qualcosa. Go play. Ah, questo è Kill su Pokémon Monster Hunter coreano. Questo può uscire molto carino. Con tutto il bene, rispetto e amore sempre per mamma Nintendo, Ma però, non per Game Freak e Pokémon. no, per come vedi alcune cose. Altre non è che c'è il monopolio sul controllo dei mostri e loro derivati. Se altre società fanno titoli del genere e si impegnano e fanno un certo tipo di cose, e poi queste cose alle persone piacciono e se le comprano e non rompono i coglioni dopo, e forse Questo però dovrebbe essere tipo MMO proprio, se mi ricordo bene. sì, però la stessa cosa di prima. Poi si vedeva, ma ricordo, nel primo trailer sembrava molto figo, c'avevi l'allenatore che combatteva a fianco alla creatura e poi hanno fatto che ti trasformi tu nella creatura. Diablo? Look around would-be heroes, influencers, executives. You, how far would you go for that trophy? Death? Decapitation? And you streamers are no better. Riker, Shroud, you've corrupted more minds than even I can imagine. Ci stiamo seguendo con calma e tranquillità, signor diavolo. Non vai bene. As for the rest of you, who of you is worthy of facing me? For I am Mephisto, Lord of Hatred, and you are nothing. Chi tu sei? Oh. Espansione Diablo? Penso proprio di sì. Perché era un discorso pure con battute, non credevo fosse più un giochino con invece va bene.
darken the world no longer. Ma sembra Gesù però sei il diavolo? Sembrava Gesù però poi sta chiamando i demoni. Il diavolo. Ma quanto tempo fa è uscito Diablo 4? È un annetto e mezzo. E non erano uscite altre espansioni, giusto? È fatto proprio bene. Oh, Blizzard con i filmati che fanno non gli si può mai dire niente. Ok. 28 aprile 2026. Diablo players, your wait is over. Get in the fight and play as Paladin today and get ready for Lord of Hatred coming in April. It is great to have Blizzard here at the Game Awards. Want to know who else is here? Well, it's time for an update from Marvel Rivals, a nominee tonight for Best Ongoing Game about the latest Marvel hero set to join the game in 2026. Che comunque è uscito il trailer della Deadpool. No, e devo riprovare Marvel Rivals allora, yeah. No, non sei tu. Get Tyrannosaurus Rex! Come on! I'm not even a... What's this game's tagline? Ignite the battle! Yeah, sei tu. Yeah. Yeah, dillo. Non è che poi te ne esci che è il dinosauro, il personaggio aggiunto. Oh, right. She's my rival. 16 gennaio c'è Deadpool, allora lo devo riprovare. Detto a Gianmarco neanche un paio di giorni fa. Quando è Deadpool, e a questo punto devo tenerti dalla parola. Hello Game Awards. I have the pleasure of playing Dr. Selena Tan, head of the tactical simulations for QLab in 007 First Light. James Bond has long had the fortuitous, some might say daring habit of crossing paths with rather dashing antagonists. And this one is undoubtedly unforgettable. Take a look. So this is a left. We're in the Lions. I am sometimes asked, Bothma, how is it that you hear every whisper in every corner? Per questo non lo ricordo. Answer, I built Aleph with my will, my blood, my whole soul. This city is an extension of my being. My body, today, it became infected. Easy girls, plenty of meat for everyone. Girls. Of course. Va bene.
Perché no? Perché no? Lenny Kravitz. Ci sono state varie personalità che hanno partecipato ai film di Boniface, quindi a questo punto avessi di far fare il cattivo, il fedele nel gioco, il video, c'ha tutto senso. Good evening. It was a great honor to be asked to join 007 First Light for my first voyage into the world of video games. Fanno, come avete fatto il film, io ve lo faccio meglio. Ho fatto la stessa cosa. When IOI invited me to play Bugma, a wild, unpredictable pirate ruler of Africa's biggest black market hub, I knew I was stepping into something special. Where others see chaos, Bugma sees freedom. He rose from nothing, broke free, and built his own kingdom of Aleph. And his story is just beginning. Every world we build needs the power of rhythm through music. These musicians can turn violence into beauty and silence into tension. Here are the nominees for Best Score and Music. Best Score and Music, leveled up by Spotify. Sì. Anche se pure gli altri titoli, non da meno. No, spoiler, molto spoiler. Ok. And the Game Award goes to Lorient Testa. Ovvio. Figurati. Eppure lui ha già il favore. Vabbè, l'hanno fatto mettere in terza fila perché aveva iniziato. No. No. Thank you so much. We're so happy to be here tonight. It was incredible to play Viateme in live with you. It's incredible. Thank you so much. I have a letter I would have to read. Non penso che c'è quel colpaccio là, non penso. Oh, che succede il casino, non penso. I would really love to start by thanking all the musicians who work on the soundtrack with us, who give their soul and their hand and their voice to the sound of the music. I also want to thank you, Alice, to standing by my side. It's an immense gift to share this journey with you. Thank you for carrying each note within you and for letting Alicia's voices resonate in the world of obscure. Thank you, Guillaume, for lingering on one of my songs on that night when our story was aligned. And thank you to all my loved ones for their love and their support during all these years. And to all our players, thank you for letting Clair Obscur and our music find a place inside you. You are the lumiere that makes us want to keep dancing, keep loving, and keep dreaming. Thank you for reaching out your hands to us. We don't know the colors of tomorrow, but we are ready to paint them with you. Thank you. To the Uncharted Tomorrows. I would like to say something. We are so grateful to receive this award tonight. It's a wonderful recognition of our work over the past 5 years. A hug thank you to Lorient, who made this world adventure possible. And a big thank you to Central Studio for unwavering support. Thank you everyone. Tomorrow comes. Ah, l'ha scritto proprio di quello stavo cercando perché mi sembravano spartiti. Mi ha scritto proprio decore, come si suol dire.
Prime members can go to Amazon.com/thegameawards to save up to 25% on select gaming hardware and accessories from brand Turtle Beach, Lenovo, Samsung, and more. Please welcome from Warframe Community Director Megan Everett and Creative Director Allora, Rebecca Ford. sono le 4. Vedete che siamo quasi. Hello, Game Awards! Io finora, proprio io personalmente, Users is Warframe in? No, that's an inside joke for Warframe Twitch chat, Megan. All right, hi Twitch chat, hi Game Awards. We're here for Warframe. We launched our biggest update of the year, the old piece, just yesterday, and all things considered, the update went smooth. So we're not here. quei 2 mesi che sono uscito a giocare a Warframe tutti i giorni, io mi sono divertito. No, we're still in beta. Poi non c'è stato più tempo. You know, in those 12 years, all we have learned is that Ben Starr will do anything for money. But in all seriousness, we have an amazing community of Tenno and Warframe, and now Envoys with Soulframe, and we truly wouldn't be here without them. So Reb, why are we actually here? We are here to outsource the question of what is Warframe. We have completely given up answering it ourselves. Warframe was once Ninjas in Space, which it still is, and we clung to the tagline, Ninjas play free. But it's time to let a legend tell you what is Warframe. Ok, che avete pagato per fare da sponsor al gioco. Is Warframe cursed to walk through this senseless universe in living metal? Dell'universo. Haunted by dreams. Non so chi è, non so. Meg. Volt. È fatto bene proprio. Echo an ancient purpose, now lost to them. The war they were created to fight is long forgotten. And yet, they wake. They stir. What drives them? Mere residual instinct, or some separate conscious force? We may not know, but there's one who does. They hear her voice, a blanket against Io ho preso sottotitoli che stanno da tantissimo, solo per le missioni di storia base. Se lo inizi adesso c'hai un casino di ore da giocare. in the face of ultimate indifference, but with so little understanding of what they have taken, what they still owe to me. Wake up, Tenno. Poi come ad esempio, no, una persona che deve comprare un titolo, una cosa che quei 30, 40, 50 euro, buttati più su un gioco di questo che vedi, se ti appassiona e te li spendi proprio là, se proprio devi buttare quei soldi. Ma comprare titoli soprattutto AAA, no, è una lotteria ogni volta. O alquanto c'è un po' di miglioramento rispetto agli ultimi anni. Stanno facendo più titoli fatti meglio e giocabili meglio, mettiamola così. Calls to us for the new tale we are about to create. Together we run, bound by destiny. A co-op open world RPG for everyone. The 7 deadly Da sins. Marco l'unica cosa che non ci è piaciuta di questo fatto è che è free to play e cose varie, se ho capito bene. Ma è vero, ma ci saranno i giochi di Natale di Epic. Sì.
Salve. Così. Va benissimo. Pure su PC. Ok. That's right, Hogwarts Oh, Legacy is non free è da on the poco. Epic Games Store right now, and there's even more Harry Potter E fun questo è il coming later primo. this month to Fortnite with customizable Hogwarts house outfits. Play Hogwarts Legacy on EGS before December 18th and unlock a Harry Potter chocolate frog back bling in Fortnite. Oh The no. world we live in, guys. All right, back in 2023, Lords of the Fallen surprised and impressed players with its brutal combat, dark fantasy world building, and stunning dual realm design. Tonight we have your first ever look at the gameplay of the sequel. Lamp bearer. One must travel many paths. On the road to salvation. Paths through light. Paths through shadow. I will walk them with you. Wherever they may lead. No matter the cost. It's Father, forgive me. Lords of the Fallen version 2.5 with new veteran mode out today. Questo è il nuovo, lo devo sempre rifare, mi sembra sta pure sul Game Pass. Diverse set of games across a variety of genres. Here are the nominees for Best Sports Racing Game: EA Sports FC 26, F1 25, Mario Kart World, Sonic Racing Rematch, and Sonic Racing Cross World. o Mario Kart. And the Game Award goes to Mario Kart World. Congratulations, Nintendo. Here are the nominees for Best Community Support: Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Direi anche io. Helldivers 2, and No Man's Sky. This year, the Game Award goes to Baldur's Gate 3. Alright, here are the nominees for Best VR AR Game: Alien Rogue Incursion, Deadpool VR, dicono che sia proprio bello. and The Midnight Walk. The Game Award goes to The Midnight Walk. Congratulations. Oh, che pure è carino. Ce l'ho segnato quello là, quell'avventura un pochino horror fatto in play motion. Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, and The Outer Worlds 2. This year, the Game Award for RPG goes to Clair Obscur Expedition. Giuseppe, allora, se dobbiamo fare i Game Awards li dobbiamo fare bene. Però se fa alla fine fai No, non ci posso, non voglio credere, Giuseppe, se Clair succede Obscur Expedition no. 33, Dispatch, Genshin Impact, Hollow Knight Silksong, and No, io non Wuthering voglio Waves. pensare. This year, the fans No, non voglio Wuthering pensare. Waves as the Voglio essere winner. ottimista. Congratulations. pensaci, se non fosse uscito Expedition 33 io avrebbe vinto Se non ci fosse stato, però c'è, vediamo quanto è solida un attimo la situazione qua, come va. No, vediamo, magari stasera succede una cosa. Good evening. I play Arjun Devraj in the upcoming Saros. series from the amazing teams at Housemarque and Sto PlayStation. parlando proprio l'altro For the giorno last con 30 Marco. years, the Housemarque name has been synonymous with thrilling action, satisfying gameplay, and of course, bullet hell. Returnal me lo sono messo sotto nel momento giusto, mi ci sono divertito. Questo sembra ancora un pochettino più frenetico. Fai vedere tutto. And here's the debut of our new story trailer. No, Giuseppe, gameplay vado sul sicuro, le storie che scrivono sono belle.
Però su due trailer, prima ho visto i trailer, stiamo comunque parlando di un video gioco. Sì, ma si vede pure qualcosa di gioco, non ti preoccupare. Però in chiave storia. I need to know that I just made the right decision. It's me, boss. Wait, how long? Since the last time the sun died, mate. Molto bello, molto molto bello. We've lost people. There's no way to get home, and you're... This is what it does. It gets in our heads, and it twists, and it turns. Vedo tante bestemmioni grossi. Sì, Giuseppe, è Returnal. Però con ambienti molto più grossi, pattern degli attacchi diversi e belli pieni, stile grafico, minchia, bellissimo. 30 aprile. Saros looks great. It's coming next April, and I'm very excited that Rahul is starring in it. To present our next award, I am honored to welcome a previous TGA winner. He's the writer and director of some of the biggest and most critically acclaimed video games of all time. Grand Theft Auto 3, 4, 5, Vice City, San Andreas, Red Dead Redemption 1 and 2, and Bully. He's the co-founder of Rockstar Games and now the founder of a new studio, Absurd Ventures, where he is busy writing and creating novels, comic books, animated series, and yes, 2 big upcoming unannounced open-world games. It is my honor to welcome to the TGA stage for the first time an industry icon, Dan Houser. Prego. Tu quando parli succedono cose. Che cosa devi dire tu qua sul palco adesso? Oltre a presentare il trailer, che cosa fai? Thank you. Good evening. It's a real pleasure to be here. In the 29 years I've been doing this, we've seen games emerge as the premier art form of the 21st century. More than any other medium, video games have the power to take the audience on a journey, both physically and emotionally. Games don't just tell us a story, they let us live it. The story becomes the experience, driven and shared by the player's choices. It's a level of shared authorship that's unique to video games. And when that all comes together, it's almost magical. And so here are the nominees for Best Narrative. Fare qualcosa sotto all'improvviso. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothingness. Allora, questo Best Narrative glielo Kojima, non avendo finito Expedition, però ti posso dire il mio amore per Kojima, lo sai. Però tu immagina tutte le trame incredibili, anche questo, anche Silent Hill, c'è una bella storia alla Silent Hill. Claire Obscure, Expedition 33. Aspetta un attimo. No, Giuseppe, non voglio aprire internet. Sta Kojima l'hai amico, l'hai andato a trovare. C'hanno l'appuntamento al bar domani mattina, iscriviamoci direttamente come vuoi. Poi domani ce ne andiamo di là. Domani non voglio internet pieno di video, scandalo, no, lascia stare. So many people to thank, but first and forever is my husband. He is my light in the darkness. Thank you to our beautiful player community. Thank you for welcoming our characters into your hearts. In games, a story is a shared creation. It starts with words on a page, but the player experiences it through the work of each of our teams. Character and environmental design, quests, combat, UI, cinematics, acting, music, VFX, and through localization into other languages.
All of that is supported by our producing and our technical teams. The last ingredient is our players, who interpret the story in the context of their own lives, and who keep our story alive through their own creative expression and discussions. The marvelous thing about games is that we create that experience together, our team with our players. Thank you so much. For a limited time only, Prime members can go to Amazon.com/The Game Awards to save 20% on the new Active Play system, Next Playground, bundled with a 12-month Perché Play solo in Pass America, and scusa, travel pure noi lo pass. stiamo seguendo dall'Italia, Amazon e roba, metti cazzo di sconto a tutti pure qua. The next game from a small studio in Uppsala, Sweden, Neon Giant, known for The Ascent. This is No Law. Port Desire. A city that don't belong to anyone, but everyone wants a piece. No laws, no oversight. Just the jungle creeping back in. Both the vines and the people. The mayor stepped in where the government couldn't. Said the city needed order, and they'd be the ones to bring it. Keeping the peace on their terms. Sei un cyberpunko? Sento però era quello But desire is a fickle mistress. The city won't let me go. It won't forget my name. I asked for nothing, and they still came and took everything. Quello di mood e di ambientazione. Anyone that stands in my way. Perciò sto dicendo, è un cyberpunko. They're gonna learn something real simple. Ventura in futuro avanti. Cioè delle belle ambientazioni miste. Tutto cazzi grossi nel mezzo. No, ok, non c'è legge. Una data di un accenno We look forward to that, and good morning to everyone in Sweden and Europe. I know it's a late night. We got a lot more poi shows sono for you quelli che coming up. comunque More awards like Best Game non ricordo, Direction. c'entrano Todd comunque con Howard is l'ISO here to present that from Bethesda, and more announcements, including one I promise you that nobody could have anticipated. But right now, Game Awards, get ready to get on your feet. Earlier this year, c'è una sorpresa finale, qualcosa che nessuno di voi si aspetta. Si facciano Half-Life 3, io scendo nudo per strada, dove è finito. Faccio come ha fatto Paolo Antonio quando il Napoli ha vinto lo scudetto, lo faccio qua per strada, che è impossibile, no. Please welcome Evanescence. Perché cioè, non può essere. Questa serata giochi belli, serata tranquilla, serena, rilassante, no. Non può essere questa sera. Sono anni che l'aspetto, non può essere. Allora, adesso bisogna mettere un'altra spesa per comprare la Steam Machine. Sì, ma non nell'immediato. Esce Half-Life 3. Prenderò la Steam Machine tra 4 anni. Va bene. Esce? Già va bene. E Duke Nukem Forever l'ho aspettato tanto tempo, poi è arrivato, anche se in modi un attimino diversi, ma va bene, mi ci sono divertitosi. Alan Wake 2 l'ho aspettato per tutto e poi è arrivato. PT era stato cancellato, poi è tornato in un altro modo, mi manca solo lui.
Mi manca solo Half-Life 3. Una volta che esce anche quello, ho recuperato tutto il vecchio che a me interessa proprio per bene. Anche perché qui lo dico e qui lo nego, sto Resident Evil rispetto alla trama che hanno preso gli ultimi due sembra tornato proprio alle origini, quelle belle piene. Però non posso finire stasera Half-Life 3, buonanotte. E come fai a e chi prende i soldi così? L'ultima volta fu quando io lavoravo fuori in Toscana ed è l'anno che non riuscii a seguire le 3. Io mi svegliai quella notte, andai in bagno col telefono e fatto e atto una spicciatina, poi vedo domani. Every eye, stesso articolo, uno sopra e uno sopra. Cioè noi 3 e cazzo, una volta non l'ho visto, uno. Ma mi fa la prova, io un anno non li seguo, magari esco subito il vuoto. E vabbè, verrò bandito da tutte le sagre, tutte le feste. Ma mo Kojima vorrei vedere oddio un attimino in una forma più, però pure là fra 2 anni forse qualcosa. Kojima è ben tranquillo e sereno nel fare il suo lavoro. Se il maestro poi a giugno-luglio vuole fare vedere un trailer di oddio e mette la data di dicembre, chi sono io per dirgli di no? Ma ci mancherebbe altro. No, 2 anni più buoni. Devil May Cry la stagione 2, sì. Sì. Ottimo. Ottimo. A maggio pure esce. Mo prendono la serie di Devil May Cry, la fanno su Resident Evil, fatta anche animazione così, con quel modo, con quell'universo gestito in un certo modo. Tutti felici. Where Wayne's Falls Swansea. E ne sto sentendo parlare bene da un bel po' di persone, però è bello grosso, non c'è spazio sul computer. C'è pure sulla Play. Ma ok, scarico sulla Play. Fatto prima video, si faceva le cose in background, un livello, si fa tipo il 16. No, beh, è bello grosso perché è fatto bene. Domani se finisco di lavorare presto me lo scarico. Però posso dire che per la scena figa quel jump scritto in bianco al carattere base mi ha dato un attimino. No. Ha suonato un attimo dell'occhio. Va bene. Chi c'è? Scusi. Fantasmagoria su Nintendo Switch 2. Ah, Phasmophobia. Ok. Fantasmagoria. Sì, vabbè, certo. Se c'è una bella community dietro, portarselo dietro su Switch 2, giocare con gli amici, Io mo c'ho sempre una domanda di Linux. Pragmata su Switch 2 come ci magari la Switch 2 ci stupirà. Abbiamo il preconcetto della Switch 1.
and a U-tap to give it all the Ne abbiamo tutte le motivazioni per dire. No, non è potente quando è a PS5, quindi quello è poco ma è sicuro. Questa poi l'avevi saputa, no? One that can have catastrophic consequences on a global scale. Cioè, videogioco. Perché no? Careful. One touch can be deadly. Anche tu, giustamente, ma a questo... Quello è un onore farsi uccidere dalla 147. Mila Jovovich. Io ho strafinito il primo, non ho avuto il tempo di fare il secondo e il terzo e farmi tutte le missioni speciali. Hi, Los Angeles! And hello to gaming fans around the world. I'm Mira, thrilled fai i videogiochi, fai tutto quello che... Ma stai lontano da Resident Evil, per piacere. Per piacere, basta. Passiamo quella fase della tua vita. Basta. The hunt begins February 2026. Now, I'm happy to present the Game Award for Best Multiplayer. Modern multiplayer represents a monstrous challenge in game design. I mean, imagine having to develop games that account for the absolute unpredictability of thousands of live opponents. Or even worse, the persistent dumbness of human teammates. It's no easy task. And tonight's nominees all pull it off in their own inspiring way. Here they are. Best multiplayer game. They said the world above had ended, so you learned to listen. Tragedy must be averted. No, non fatemelo vedere. You have to do a sprint jump. Carefully. We sure caused a lot of explosions. Wow. Questo Split Fiction I see people have ce l'ho proprio, guarda. Who do you want? Dai, deve vincerlo lui, dai. Non si è visto proprio questa. All right. I got it right here. È la tradizione, And the Game Award goes to Arc Raiders! No. Guarda, thriller sta giusto, varie cose effettivamente sono vedere online, Fatta bene. Ci sono video di due di loro combattevano praticamente sti razzi, uno che in macchina enorme, siamo due razzi, lo facciamo volare in alto tipo 60 metri e l'hanno shottato per Arc Raiders team. This incredible team. No, non sono riuscito ancora manco a vedere, ne sto sentendo tanto parlare, ma non sono riuscito a vedermi dentro. Ah, però a me piace seguirli. As we all know, it takes a village. Sono giochi che richiedono tempo, un bel po' per essere portati avanti per te. The partners in Nexon, whose unwavering trust in us took us all the way here and made it all possible. And of course the players, whose love and engagement just means the world to us. Thank you all. Congratulations, Arc Raiders. You know him from the Marvel Cinematic Universe and Stranger Things. Please welcome to the Game Awards, David Harbour. Salve. Dove sei stato inserito tu adesso? Che cosa fai tu? Tu dove fai bene. Quindi se ci sei tu dietro. 25 years, Creative Assembly has entertained millions of people all around the world with the Total War franchise. Today, I'm here to help announce where Total War is going next. And
It'll be in a universe that is so close to my heart. I'm excited to reveal that Total War is headed to the grim, dark future with Total War Warhammer 40K! Ok, Total War con Warhammer, ok. Per gli appassionati è Natale oggi. È Natale, è giusto. È giusto. Endless managers spent a crazy amount of time dropping dice under a table. Of course, as you might expect, I'll be in the game. It connects to some of my favorite aspects of the universe, but more details on that later. Let's take a first look at Total War Warhammer 40K. Posso per tutti i gusti stasera. In the grim darkness of the far future, every soul's survival hangs by a thread. Mankind is beset by endless tides of aliens, traitors, and demons. Across countless worlds, battles rage. Questo fa male. Lead your armies. Conquer worlds. Fight on as the galaxy burns. For there is no peace amongst the stars. There is only war. A chi piacciono i Total War e ti piace Warhammer, stasera gli è andata proprio benissimo, buono. Warhammer trasportato in Total War, è questo. E tu mi segue e chi piace Warhammer vuole questo, eserciti di robottoni o pure sia bello, a postissimo proprio. Call of Duty. Non so perché mi viene da di Medal of Honor, ma la butto lì. Take a look. What a sight to behold. Whew. It's all over. The last lands of the FCU. The Federation of Central Asia. First of all, thank you for joining us on Ace Combat. Hello there, my dear newcomer. You are very lucky, you know. Yes, we are critically undermanned on this ship. Don't worry at all. Sabaku sarà molto contento, molto contento.
shotgun with a legendary ace of aces. He's a mass delusion fabricated by the sì, è proprio lui. radar contact. We think it's the shadows. Our lone target is Wings. All dogs fire. Time to pull out, 22. Roger that. God damn it. Start swimming, soldier. Make it home alive. Let's keep at it, Rex. On your orders, Rex. To keep hope alive, Wings of Leave must stay on the mission. Must fly on. I can make up your kill count to be whatever. Right. From now on, you'll be the greatest ace pilot this war will ever know. Yes, that's right. Ace Combat is back in 2026, thanks to Bandai Namco for that. Over the past few weeks, fans have been visiting the Game Awards vote in Fortnite to help us select the best creator-made island of the year, and Genesis Squid Game came out on top. Congrats to that team, and head over to the Game Awards island now live in Fortnite to play all the nominees with the island code that you're seeing below. All right, next, from the creative minds at Fuse Games, some of the key folks behind Burnout and Need for Speed, comes an all-new racing experience. I want it back. Star Wars. Star Wars Racer nuovo. A questo punto, Giuseppe. Dai, Pod Racer. No, non sono i pod. Ma che Mario Kart a tema Star Wars? O se è un gioco a tema pilota di mezzi? No, fai le corse. Gioco di corse a tema Star Wars. Però guarda, nonostante io sto litigato a morte con Star Wars per morire e tutto sapete, però come racing è Star Wars The Pod Racer, uno dei pochissimi titoli di corse dove io l'ho tutto fatto perché era Star Wars quando era fatto. Questo qua anche perché ci sono molti percorsi. È più un burnout, è un burnout a tema Star Wars. Pezzettino di merda se vi... Ok, un burnout, togli città, metti Star Wars. Ok. What were your names again? Well, I can't call you and can I? I shall give you names. Namey. Name or Namey? Yes, Naomi. And you, Backball. Yes, children, I have a feeling. It's a feeling of destiny. Follow me, Naomi and Backboy. Destiny awaits. Ok, questo può essere titolo pure con Gianmarco da fare in live. Anno 2026, non è uscito. No. Capita. Magari c'è qualcuno in mente simile e ti sei mettendo con. E penso che siamo quasi alla fine. Dai. A legend who pushes entertainment forward with each of their new projects. Someone I consider a dear friend and a friend of the show. Please welcome Miss Piggy. Ah no, pensavo così. Però vabbè, mi si può fare questo. Allora, se Miss Piggy fa una battuta su Kojima, chiediamo il riconteggio dei voti. Chiediamo. Hey, sorry, I lost track of time. I was out taking myself for a walk. Same old excuses.
references and jokes. Hey, they liked it. Let's go. It's time for you to sing, Pig. Sing? Sing what? We haven't rehearsed anything. And where's the grand piano, huh? Yeah, wouldn't fit in my hatchback. Listen, what are you worried about? You know, we'll just, we'll wing it. Wing it? Sure. Who knows? Maybe it'll all work out. How about, something like this? In a world where gaming games are so exciting, waiting all year long until the time will come. Your turn. What? I can't just make up any words without some meaning. Pretty good. This is stupid. This whole thing is really dumb. Hey, you got it. So if you're looking for some friends, just stick around. Oh yes, the Game Awards will Never let you down? Good luck. Excuse me? As we all now come together across the Great Divide. Oh, from Tokyo to London, we're all watching side by side. So if you're looking for some fun, the time is now. Here we go. Oh yes, the Game Awards will never let you down. Yeah, we'll see. What? Go ahead. It's a night of magic and online chats galore. Exactly. It's a shame that host Jeff Keighley's such a bore. Hey! Kidding. All the trailers and celebs and big awards. Totally rigged. Don't forget about all our friends on Discord. Oh boy, I'm getting so excited about this wonderful world of gaming. Well, here's some awesome titles you simply can't ignore. You mean the names of all the games that I'll be playing? Yeah, now let's get ready, let's get set. You guys keep score. What am I? Oh, there's Mario, Minecraft, Legend of Zelda, Nominee, Donkey Kong, Bonanza, Kingdom Hearts, Peak, Shovel Knight, Fortnite, Overcooked, Tomb Raider, Anto Modachi Life, Indiana Jones, Marvel Robinson, Shenmue, Fall Guys, XCOM, Undertale, It Takes Two, and I know hey, you've all been waiting so long for the delayed release of Hollow Knight Silk Song. Ok. So when I'm Princess Peach wearing my super crown. Oh yes, the Game Awards will always let you down. Stop it. Your turn. Oh, I can't think of anything now. I need to know. Oh, the Game Awards will never let you down. Well, the pig just did. You'll have a place to wear your sparkly gown. Everyone. Oh yes, the Game Awards will never let you down. The Game Awards. Perché no? Ci sta pure bene. Gotta love them. The Muppets, everybody. Thanks, Miss Piggy and Ralph the dog. It all worked out in the end for them. All right, the Game Awards will be right back after this new look at Duet Night Abyss. Bella ambientazione. Ok, il secondo non ho capito se era un personaggio per qualche cosa che hanno già... Ah, ok, vabbè. Switch the light, crack the door, started wishing, found a mission, break a glass, ring the bell, superstition, but I've been wishing for someone that I can see with my humanity in the mirror, just a little clearer.
Insomma, è qualcosa di nuovo o è qualche espansione di qualcosa già uscito? Che lo stile, che la cosa che dicevi proprio, l'impatto grafico è quello un po' per tutti. Ma questo mi sa che è un titolo nuovo. Quello scenario è Death Stranding, appunto. Quello è il punto. E quando ognuno ci provi a fare la propria versione, cioè, capito? Però bello, ottimo stile, cioè, niente da ridire. Perché come trailer dell'anime io ti direi va benissimo, ma come trailer di gioco, ecco, che cosa si fa? Magari già era stato annunciato. That was the announcement of One Republic's partnership and a new song with Arknight Enfield, which arrives January 22nd, 2026 on PlayStation 5, PC, and mobile. You can pre-register now and be the first to join the frontier. Okay, here's Però another premiere only for you here at the Game voglio Awards. capire un attimo che c'ha di diverso rispetto agli altri. E non voglio pensare che è solo questo. Tu chi sei? No, non può essere lui. No, difatti non potrebbe essere. Sekiro 2? La butto lì, vai a sto punto. Ma Giuseppe c'è scritto Sekiro 2 io muoio proprio qua su. O sei mio? La versione orientale di Skyrim? Poi c'è qualcosa di nuovo, per tipo. Questa è bella avventura orientale fatta bene. You'd never break so easily. But why did you come back? The Order's blades are coming. They failed once, they won't fail again. Tu già mi sei simpatico, tu. Come si chiama? Phantom Blade, sì, no? È quello là, sì. Non è il fatto che parliamo delle animazioni e tutto, se non mi sbaglio. No, ma lui ce la faccio giocare. Tutto questo su PlayStation 5 normale? Chiedo per un amico. Poi il mio amico ha preso la Pro, quindi ci fate sapere a tutti e due. C'è una rottura di coglioni. L'abbiamo capito. Oh mio Dio, perché a me piacciono questi giochi? Non mi posso appassionare al Tetris, a qualche altra cosa un pochettino più semplice. Si è fatto bene. Dai, quando esce? Però guarda, vado contro me stesso. Cortesemente basta tutto sul Game Pass. Qualcosina ce la fate pagare pure. Perché se no poi non c'è sfizio, capito? Questo è bello proprio. Questo sì. No, questo sì, Giuseppe.
un Souls-like, ma c'ha... Mettiamola così. C'ha quella cosina in più. C'ha quella cosa devo essere difficile e ti devo far male. Action Souls-like. Action... difficili, pali in culo esistono. No, questo è quello 9-9 a settembre. Su qua c'è una... Phantom Blade Zero looks A livello incredible. I grafico, cannot wait to play minchia, that on bello proprio. PlayStation and PC when it comes out next September. Now to present our next award, few creators have changed the landscape of games the way this man has. From the Elder Scrolls to Fallout, his games have helped define our industry and shape the way we explore digital worlds. Please welcome the studio head and creative director at Bethesda Game Studios, Todd Howard. È lui. La butto così. Elder Scroll, lo nuovo, no Skyrim per l'800esima volta. È uscita una versione per i 20 anni, una cosa del genere. Una versione And it doesn't nuova, matter una if cosa it's a team of aggiornata. 10 or a team of hundreds. Art, Giuseppe design, Sciarra. audio, engineering, and more have to come together as one. Game direction Uno dei giochi più venduti al mondo, gira ovunque. and the games Qualcuno that l'ha fatto had them girare all pure su come qualche together, they frigorifero. touch us. Però They become a pensiamo, part of us. And that's why 5 è un bel numero, ma we're here 6 tonight to honor them. Here are the nominees for Best Game Direction. Best Game Direction. Sì, Julius Expedition della no, aspetta un attimo, questo a Kojima ci posso ancora aspetta un attimo, aspetta un attimo. Time itself is against us. Questo così, And the Game Award goes to questo così. Expedition 33. No, Kojima, Game Award, te lo sto dicendo. no, 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 non ci voglio, lo so che va così, lo so che va così, non ci voglio credere, fammi ci credere, fammi ci credere, poi resterò deluso, lo so, però sono pronto a sta cosa, fammi aspettare, Cioè, aspettiamo e poi come no. facevi un Game Awards in cui tutti vincevano quello che dovevano vincere e lui vinceva il Game Award. Aspettiamo che finisce e poi dice magari chi lo sa. Yeah, so back in Brussels in 2020, I received the Cioè, non mail. gioco niente Kojima. Yeah, make a game, they said. It would be fun, they said. Poi what's the uscirà worst that could OD happen, right? Yeah. e tutti i resti ci saranno altre occasioni, ci saranno altre occasioni. And so to this day, we still look at each other of how crazy this timeline is, for sure. Still don't really understand, but you know. It's a timeline, however, where we're eternally grateful for the support and love we've received as well. All the ones with us tonight, and the ones abroad, friends and family who believed in us and made this dream come true. C'ho 46, dai. I love to thank my wife as well. She couldn't make it here tonight, but I think she's watching it. She's in Brazil, so the time difference is quite quite huge. But yeah, anyway, thank you all so much. Have a lovely evening. Yeah. Avete portato uno zaino, una borsa grossa poi per portarveli tutti sti premi, perché hai capito? Ci fanno passare in aeroporto, secondo me. Come fai a trasportare? A big night for independent games. All right, we've come to a very special point in tonight's show, especially for those of us who have been playing games for decades. Over the years, there have been many games, characters, and franchises we've all wished would return, and certainly many I'd hoped that we'd be ready to announce at an event like this one day. Tonight, I'm excited to share this piece of news with all of you. Che cosa? Dai. Chi torna?
Sto pensando a Fallout 1 per te. Anche se non c'entra niente, no. Sì. Ciao Mega Man! Ciao! Capcom! Cazzo, appena duro tutto il tempo stasera Capcom, ma torna! Ma sono 15 anni. Ma tu hai letto la notizia oggi? Di Square Enix. Una parte degli investitori, circa il 15%, ha preparato una relazione di 10 pagine, ha fatto un cazziatone agli azionisti di Square Enix. Hai detto... Allora... Esatto. Diciamo questo è il messaggio arrivato. Dual Override. Ok. 2027. Mica, scendi di uno. Troppo, dai. Va bene. I've been asking Va Capcom for years. bene. This was the year, and 2027 cannot come soon enough. And even got a very early glimpse at first gameplay. The team really wanted to share that with you tonight. To show the Ok. classic Sarà una nuova... coming up. Game of the year, but Una first an versione di exclusive Mega new Man. look at the Super Mario Galaxy movie coming to theaters next April. Se ce la fa, Giuseppe. Oh, ehi. Se ce la fa, allora vuol dire Qualcosa di nuovo? I'm Bowser Jr., and I'm gonna be taking my father now. Hi, I'm Luigi. Smash! Nintendo, fai un film su Smash. Su Smash. Fai Smash. Fai Smash. Fai uno Smash nuovo e un film su Smash. Anni riposa a Sakurai perché mi ha fatto paghi. Oh. Dynasty Warrior. Io non lo dico. Sakurai mi ha fatto paghi. Ha fatto Kirby, è uscito. Nell'intervista che ha rilasciato tra fine anno scorso e inizio quest'anno e poi io ho provato a cercare qualcuno che mi sostituisce per Smash, ma non ne ho trovati. Tranne se riposo grazie a questo Dopo tanti anni non potremo fare più il gioco, uscirà Sora in questo Smash Bros. Alla fine è uscito. Io 3. Ecco, a posto. Ok. This war has an inevitable conclusion, one that is only a matter of time, and the culmination of my journey. Arise. Join me in shadow. Ma è free to play questo? Che gioco in coppa per fare le missioni. Oh, minchia. I am the monarch of shadows. Solo leveling Arise. Overdrive. Available now. Ah no, ok. Solo disponibile. Ah, ok. Bioshock 4? Non ci prova, magari si sentono tirati in ballo sui presenti. You know, sometimes Elder our Scroll. last reveal at the Game Awards is a teaser for something years and years away. Not tonight. Our final C'è Elder reveal Scroll. comes from Elder Scroll. 61 members of the team that built Apex Legends and Titanfall. Ah no. 4 years ago, the principals founded a new independent studio with the hopes of pushing the shooter genre forward with a new original game. They've done it in complete secrecy, which is even more amazing because the game is very deep into development.
The power of independent, self-published studios to push this medium forward is a growing and I think positive theme in our industry. And so tonight, Che hanno fatto not sti only questo? will we Che lo announce stai the game, pompando? but also your first look at the gameplay. I've played it, and after you see this trailer, I think you're going to want to as well. Welcome to Highguard. Into lands uncharted and dangers untold. Ok, vendicelo. I venture without fear. Ride without rest. For coin or Scusami. I fight to the end. Allora, è una cosa un attimo. Vedi che ti è caduto? È un connubio un pochino particolare. Your light belongs to me. Moving in for the attack. Shield breaker forming. Strike fast. Siege tower coming in. The enemy is on gate. I'm coming for you. Marking baddies from above. It's my turn. I am the coming storm. I am a warden, and this is my oath. Pretty crazy, that's right. Highguard launches in just 7 weeks on PC, PlayStation, and Xbox. It is insanely fun to see, fun to play, as you saw in that trailer. And now it's time for our final award. Last year, Astrobot took home Game of the Year, and so the tradition goes, this year we're lucky to have that game's director present Game of the Year this year. From Team Asobi, please welcome Nico Doucet. Good evening or good day wherever you are. This is it, right? So last year we were blessed with a huge honor on this very stage. So it is with great joy that we're back today to pass this incredible award onto another team. Congratulations to all nominees tonight. With your games, you made us travel, dream, sweat, laugh, and sometimes, very often, cry, actually. From kids to hardcore gamers, there was truly something for everyone this year. And have you noticed? The games nominated this year were created by teams from all over the world. This is a testament that our industry feeds from various world cultures. And in this day and age, this is something we should really, really appreciate and celebrate. And also, each of these games had amazing music. So without further ado, please enjoy the nominations for Game of the Year, courtesy of the Game Awards Orchestra. Maestro, take it away.
And the game of the year is mon ami Clair Obscur, Expédition 33. What a weird timeline for us. This was supposed to be a joke, the Berian Narnia. I have no idea what's happening. Well, I want to thank first the incredible team at Soundfall Interactive. They are not watching from home as we brought literally everybody here to celebrate with us, so I love you guys. I also want to thank Kepler Interactive, our publisher, but also our localization teams, our playtesters, our wonderful cast for both motion capture and voice, and all the people who worked on this game to make it happen. It's really a teamwork, so just thank you to everybody who contributed. And also, I want to extend a thank to the unsung heroes of this industry, the people who make tutorials on YouTube on how to make a game, because we had no idea how to make a game before, so thank you. And I'll extend a personal thank you to an important man in my life, Mr. Hironobu Sakaguchi, who made me fall in love with games and inspired me to become a game dev. So thank you, Mr. Sakaguchi. And finally, just a massive thank you to the players for all your covers, your fan art, your endless arguing about which ending is the good one. That's wonderful to read. Thank you so much. And I think that actions are worth more than words. So if you remember, we promised some content a few months ago. So I'm very happy to say that it's releasing now. And you can just go home and play. It's free. New weapons, new quests, new boss, just the cool stuff. So just thank you so much. You changed our lives. You changed the studio's life, and it's really wonderful. So thank you, and for those who come after. Congratulations to Sandfall, an amazing Game of the Year winner, and that is going to do it for the Game Awards 2025. Thank you all for watching, voting, and being a part of this community. And congratulations to all the nominees, winners, and teams who debuted new games tonight. We'll see you again on Friday, June 5th for our biggest summer game fest ever from the Dolby Theater in LA. And we'll be back right here at Peacock Theater for the Game Awards next December. Thanks to our entire Game Awards team and everyone who helped make this show possible. Happy holidays. Good night, everybody.